Trabalho.
Film è stato preziosissimo in questo service che ci ha fornito, e quindi io direi, Flavia, che noi possiamo dare ufficialmente il benvenuto agli ultimi amici che stanno sedendo. Vediamo se riusciamo a far sedere tutti e partirà anche la diretta. Francesco Conizzo qui è pronto per dare il là. Siamo già in diretta, allora, siamo in diretta a Facebook e siamo quindi pronti per dare il via. Allora, Flavio, a nome del comitato Friuli Venezia Giulia della Federazione Ciclistica Italiana, diamo il benvenuto per le premiazioni del mondo ciclistico del Friuli Venezia Giulia 2021. Un benvenuto grande, caloroso a tutti quanti. Siamo qui a festeggiare un'annata di ciclismo per questa regione, il Friuli Venezia Giulia, che è stata un'annata veramente particolare, speciale, che ricorderemo nel tempo. Siamo qui ospitati a Legnano, questo villaggio meraviglioso dall'Italia, che è il villaggio dello sport, il villaggio dove si festeggia lo sport, ma soprattutto dove si pratica lo sport a 360 gradi. E a questo proposito vorrei invitare qui sul palco, con un grande saluto, il vice sindaco di Lignano Stadio d'Oro e assessore allo sport, il dottor Alessandro Marosa. Buongiorno, buongiorno. Ci vedrete disinfettare adeguatamente il microfono e porgerlo all'ospite. Benvenuto Alessandro. Anche da parte mia un saluto, caro amico. È sempre bello vedere Lignano, la nostra capitale dello sport. Perché Alessandro Marosa, tra l'altro, oltre ad essere vice sindaco e assessore allo sport, è un grande sostenitore del ciclismo e del mondo ciclistico regionale. Certamente, io ringrazio, sono benvenuto nella città di Lignano Stadio d'Oro a tutti i presenti. Permettetemi, al di là di quelli che sono i protocolli, di salutare dapprima gli atleti, che sono i veri protagonisti di questa stagione sportiva e di questa giornata di premiazioni. Le autorità naturalmente presenti, partendo dal consigliere regionale Mauro Bordin, passando per il presidente del comitato regionale Stefano Mandolin. Un saluto naturalmente a Daniele Isetti, membro dell'UCI, al presidente Legnoni della Federazione Ciclistica Nazionale. Benvenuto all'Unione Stadio d'Oro, per noi è un piacere avervi qui oggi. Si diceva già bello che Lignano Stadio d'Oro veramente ha nel DNA lo sport. Negli ultimi anni si è cristallizzato sempre di più il legame con il ciclismo, il legame con la federazione. Grazie ad alcuni organizzatori locali siamo riusciti a portare molti eventi. A mero titolo esemplificativo, da Lignano Bike Marathon all'8ª edizione, l'XC by Night, sono delle gare di mountain bike che si svolgono nelle nostre località. Abbiamo ospitato la partenza e l'arrivo del Giro Friuli Venezia Giulia ciclistico Under 23 Elite, che è arrivato non so a che edizione, alla 50esima o quasi. Abbiamo ospitato Katia Ere, benvenuta Katia Lignano Stadio d'Oro, in quella che è stata la tua Mission Impossible, che ti ha visto scendere lungo le acque del tagliamento, partendo dal Passo della Mauria, arrivando a Lignano a Terrazzamare. Grazie per questo messaggio di inclusione e accessibilità nella tua e-bike che abbiamo visto arrivare sfinita, ma non solo, una tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Abbiamo presentato poi la maglietta della guida cicloturistica a Lignano Stadio d'Oro nel maggio 2019 come prima città d'Italia. Dunque, un legame che sta cristallizzando sempre di più. Grazie Presidente anche per averci dato il là in quello che è il Veneto, grazie ai rapporti con Teleciclismo. E lasciatemi, concludendo velocemente, perché so che il mood è quello della velocità in questa giornata di premiazioni, con un'immagine naif. L'idea che, guardandoci a livello introspettivo, da bambini uno dei primi giocattoli è la bicicletta. Io immagino me bambino, ma immagino ognuno di voi che gira nei cortili di casa con le rotelle e comincia per a farsi un giretto, comincia ad avventurarsi, comincia a creare la propria indipendenza, togliendo quelle rotelle e andando verso il mondo. Io auguro a tutti voi di pedalare con tanta passione, con tanta arroganza, come dice il mio Presidente, perché il ciclista deve avere personalità, deve avere molta personalità e di raggiungere tutti gli obiettivi che gli siete prefissati. Buona giornata del ciclismo e viva Lignano e viva la Federazione Ciclistica Italiana. Grazie Alessandro Marosa, grazie. Ed ora, caro Gilberto, è un momento emozionante e speciale anche per noi, perché siamo all'oscuro di quello che sta per succedere. Guarda, io quando lavoravo in televisione avevo una parola d'ordine, e la parola d'ordine era 1, 2, 3, video.
pensavo di aver perso l'occasione e mi avrebbe dato davvero un grande dispiacere riuscire ad arrivare lì e poi perderla con qualche errore. La vecchia regola, no? Non mollare mai. E alla fine siamo qui. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Siete l'Olimpo del ciclismo su pista! Pippo Ganna, Simone Conzoni, Francesco Lamon, Jonathan Milan! Segnatevi questi 4 nomi per l'eternità! Dopo 61 anni siamo sul tetto del mondo! Campioni olimpici! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che i Rolling Stone, altro che il football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e te, che abbiamo fatto a pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente, io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo 2 puntini, ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio, come ogni primavera, io e te, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, è bello vivere anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore. Ci avete tenuto all'oscuro perché mi hai detto scommetto che vi emozionerete. Ci stavamo guardando, io avevo quella della nostra parte si chiamava pelle gassa e lei aveva gli occhi umidi. L'ideatore di tutto questo, per cortesia un grande applauso al presidente della commissione del comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Ciclistica Italiana, mi sto emozionando anch'io, Stefano Bangolini. Ci tiene alla classe. Grazie. È stato emozionante, no? A questo punto servirebbe una relazione morale, ma sarebbe un'elencazione di numeri sterile, e quindi facciamo una relazione emozionale. Innanzitutto inviterei tutti quanti ad alzarsi in piedi e dedicare un minuto per chi ci ha lasciato dalla famiglia del ciclismo. Grazie. Ma essere presidente del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia è un onore ed è un privilegio in questi 2 anni di pandemia, un momento storico difficile, nella quale tutti voi atleti, tutti voi dirigenti avete dato insegnamento al resto d'Italia. Mi perdonerà il Presidente federale, siamo un esempio con gli atleti e con i dirigenti, soprattutto in questo periodo. Sono emozionato perché siete numerosi e i risultati, credetemi, sono sulla bocca di tutti. Io ogni lunedì
ricevo solo congratulazioni da parte di tutto il mondo sportivo, non solo quello ciclistico. Devo ringraziare tutte le autorità intervenute perché più che autorità vi ritengo degli amici, ogni qualvolta io mi rivolgo a voi avete sempre la parola pronta, la pacca sulla spalla e a volte è necessaria anche quella, oltre ai soldini che comunque citati, che sono fondamentali per proseguire con l'attività tutta. Soddisfazioni arrivate da tutto il mondo sportivo, dal Paralimpico, grazie ai ragazzi del Paralimpico, a Jonathan Milan, ad Alessandro De Marchi, senza dimenticare i più piccolini nel meeting o nelle varie gare di fuoristrada e di pista. Veramente siete una regione che mi rendete orgogliosi ogni qualvolta il Presidente ci chiama a Roma e io sono là contento di avere voi alle mie spalle. Non mi dilungherò perché dobbiamo lasciare libera la stanza. Grazie per quello che fate. Grazie per avermi come Presidente, per me è un onore, un privilegio ancora, vi ripeto. Grazie davvero. E un applauso lo vorrei anche per il Consiglio regionale che mi supporta e mi sopporta. I vicepresidenti Alessandro Brancati, Davide Speccone, chiederei un applauso. I consiglieri Anna Molito, Stefano Vesuvini, ormai conoscete tutti quanti la Valentina Gnà, che anche lei sopporta e supporta. Grazie mille, che sia buona festa per tutti. Grazie mille Presidente Vandomille. E siamo veramente onorati di avere un ospite speciale che andrei a chiamare immediatamente, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, signor Gordiano Dagnoni. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, io sono felice perché mi sento a casa quando sono in Friuli, siete veramente un popolo molto ospitale e ho avuto anche grandi soddisfazioni sulle piste friulane, a Pordenone come allenatore Derni, ma a San Giovanni a Nazisone anche come Presidente del Comitato regionale della Lombardia, che era il mio ruolo Presidente, per cui quando sono qui respiro sempre un po' quell'aria che mi dà una certa euforia. Poi ho visto questo filmato che anche lei ha fatto venire da noi, si chiama La pelle d'oca, però essendo là, avendo vissuto da là certe emozioni, le rivivo ancora con molto piacere. Devo dire che noi confidiamo molto su quello che è il vostro lavoro del Friuli. Abbiamo dato un esempio anche nominando Daniele Pontoni come nuovo tecnico degli Juniores e direi che ha già dato grandi manifestazioni di competenza, ha creato un'armonia, un'atmosfera all'interno del gruppo che a detta degli atleti ha dato veramente un nuovo impulso e siamo molto fiduciosi dei risultati che potranno dare. Per cui niente, c'è tutto, ci sono le gare, ci sono le organizzazioni, ecco che è arrivato, un nominato è arrivato, ciao Daniele. Per cui c'è la competenza, c'è la passione, che è quell'ingrediente che fa la differenza, per cui io sono venuto, ho fatto un viaggetto in compagnia di Mario Scidè che mi ha fatto da autista perché sono un po' tirato in questo periodo, mi ha fatto con molto piacere per essere qui con voi proprio perché è un segno, una dimostrazione della gratitudine che la federazione ha nei vostri confronti. Complimenti. Grazie. Grazie a lei. E comunque dopo vi chiediamo su a lavorare, perché quando cominciamo con le premiazioni ovviamente veniamo qui. E non lasceremo in pace nemmeno Mario Scirea, quindi ci sarà il momento anche per lui dopo. È un grande orgoglio adesso chiamare anche una nostra rappresentante, il consigliere UCI, vorrei qui con noi per un saluto e solo due parole per Daniela Isetti. Grazie, buongiorno a tutti e grazie ovviamente per questo invito graditissimo. Devo dire che è sempre un'emozione festeggiare quelle che sono le eccellenze di un territorio, quindi insomma il Friuli Venezia Giulia ci ha spesso abituato ad avere campioni e campionesse a livello nazionale ma soprattutto internazionale. Grazie per tutto quello che il territorio sta facendo, un saluto particolare all'amministrazione di Vignano Sabbiadoro, al vice sindaco con il quale appunto abbiamo condiviso, devo dire con grandissima soddisfazione, un progetto che riguarda appunto la valorizzazione
dei territori attraverso l'uso della bicicletta, un elemento che oggi è veramente preponderante rispetto a quelle che sono diciamo così, le prospettive di tutti i territori. Avere territori, strade più sicure, e quindi non smetteremo mai di parlare di sicurezza, ovviamente deve essere una priorità delle istituzioni sportive, ma una priorità anche degli amministratori pubblici. Io ho una concezione poetica in termini di politica, ma credo anche che questa amministrazione e il vice sindaco condividano questa concezione di una politica che va incontro alla qualità della vita e va incontro alle persone. Va incontro alle persone così come va incontro appunto agli atleti e a tutto quello che loro fanno, che rappresentano la parte, consentitemi di dire, sempre migliore della nostra gioventù, perché fare sport oggi, soprattutto, consentitemi ancora una volta, fare ciclismo significa educazione, significa rispetto per il territorio, significa saper conoscere le regole e saperle rispettare. Questo è un valore che vale nella vita sportiva così come nella vita civile. Chiudo ovviamente salutando tutti, un po' presto, ma comunque vi faccio gli auguri di buone feste. Chiudo con una fotografia. Ovviamente tutti gli atleti sono stati meravigliosi, i risultati che abbiamo ottenuto sono frutto di questa bellissima gioventù, di lavoro di squadra, di lavoro di team, ma consentitemi di chiudere con la fotografia della faccia di Jonathan Mina quando piange come un bambino ed abbraccia Marco Villa. È una di quelle fotografie che dovremmo tenere sempre ben presenti, perché questa è la fotografia dei giovani italiani. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie a lei, Flavia. Prima di presentare l'altra autorità che abbiamo qui sul palco, c'è una parola che giustamente ha sottolineato Daniela e tutti quanti hanno ben chiaro. Qualcuno che guarda dall'esterno può vedere il ciclismo come uno sport individuale, invece il ciclismo è uno sport di squadra sempre di più, lo vediamo all'interno delle grandi gare, ma lo vediamo anche scendendo di livello, lo vediamo organizzando, lo vediamo sostenendo, lo vediamo qui in questa sala. Il concetto di squadra è un concetto fondamentale ed è il concetto che deve essere il cardine per far sviluppare ancora il nostro sport. Si fa squadra e fortunatamente la nostra regione è orgogliosa di farlo, anche con le istituzioni, l'abbiamo visto con Alessandro, con la città di Lignano. Vorrei chiamare anche il nostro prossimo ospite, col quale abbiamo il piacere di fare squadra, perché c'è una regione che crede nello sport, tifa per lo sport, sostiene lo sport. E andiamo a chiamare il dottor Piermauro Zanin, presidente del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e benvenuto. E grazie appunto per il sostegno a questa grande squadra. Grazie, un sostegno che esprime la gratitudine di una regione, di una straordinaria regione, di un popolo come quello di Venezia Giulia che sta sul pezzo su tutto, sullo sport, sul lavoro, sull'impegno, sulle istituzioni. Saluto gli amici, Alessandro, Mauro, le persone qua, il mitico presidente Mondolì, con il quale insomma abbiamo cercato di stare vicino a questo straordinario momento. E quindi il ciclismo è una metafora di questo straordinario Friuli. E questo auditorium così pieno dimostra, ecco, veramente, se ce ne fosse bisogno, la resilienza che abbiamo avuto in questi mesi difficili, cioè ci siete stati, e quindi è un motivo di grande orgoglio portare la gratitudine, ecco, delle istituzioni ai giovani, agli atleti, ai loro genitori, ai preparatori tecnici, a chi ha tenuto e aperto ogni volta le nostre associazioni, momenti difficili, nello sconforto. E poi devo dire che comunque, come sempre, il lavoro paga, perché poi gli straordinari successi che anche questa regione ha avuto, sia in termini organizzativi, con il Giro d'Italia, con tutte le cose che abbiamo fatto, che con i risultati sportivi che però sono stati celebrati, anche noi li abbiamo celebrati, ma consentitemi di celebrare anche chi non ha vinto, ma ha partecipato, a tutte quelle persone che ce la mettono tutti, ai cosiddetti gregali. Noi siamo grandi perché siamo anche una regione di gregali, gente che lavora anche con l'obiettivo prossimo, che è l'obiettivo generale, che è l'interesse di tutti, perché se si vince insieme, ecco, si fa parte di un progetto straordinario. Credo che il movimento ciclistico, è stato ricordato dal presidente nazionale della regione Venezia Giulia, rappresenti questo, rappresenti
la capacità delle nostre comunità, anche le più piccole, di fare squadra. E di fare squadra per ottenere risultati comunque importanti, ma i primi risultati sono quelli di costruire una sana comunità, e di questo la Regione non può essere che orgogliosa. Ringraziarvi e andate avanti così, perché noi saremo sempre al vostro fianco. Viva il movimento ciclistico del Friuli Venezia Giulia! Grazie. Adesso lo aspettiamo e facciamo lavorare per le premiazioni, però devi permettermi prima. L'ultima volta che ci siamo visti c'era stato, perché lo sport è anche questo, uno scambio di battute, perché lui è appassionato anche di volley. Ecco, l'ultima volta che vi siete salutati per il derby, aveva detto qualcosa del derby, ma non so, sta andando benissimo per noi. Tra l'altro anche lì, scusate la digressione, io sono stato sindaco per 9 anni di un piccolissimo comune, a dimostrazione delle capacità che abbiamo. 4.000 abitanti, abbiamo una squadra di volley in A2, prima in classifica, insieme al Martignano, insomma, gioca qui a Lignano, quindi insomma ecco, Lignano diventa il trade union di questo grande movimento, però anche lì grande passione, grandi sponsor tecnici, atleti, e poi è il pubblico che non ci fa mancare l'appoggio, quindi insomma è una grande soddisfazione chiudere, speriamo insomma al primo posto nel girone, e poi vedremo cosa succede, perché insomma mai dire mai, insomma, ecco, diciamo. Glielo vedo, è l'ultima volta, glielo vedo. No, che cosa mi suggerivi? Perché andremo adesso a iniziare con le premiazioni, riconoscimenti speciali, non prima però di avere salutato il CONI con il presidente Brandolin, che purtroppo non è potuto essere presente, ma abbiamo la presenza del delegato signor Personato, che saluteremo e sentiremo più tardi. Dopo salirà sul palco, perché faremo lavorare tutti, noi oggi siamo in modalità sfruttatori, e quindi andiamo a chiamare il nostro primo ospite. Il nostro primo ospite, riconoscimento speciale, un campione di Sesto Regna, campione del mondo in seguimento a squadre nel 1985, e poi Gilberto. Alla Lipigas ha lasciato Dax con Saroni, poi alla Lipigas team manager di Cipollini, Nibali, insomma adesso team manager delle squadre nazionali. Voglio qui con noi per la premiazione Roberto Amadio. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, molto gradito. Abito a Sesto Regna, quindi adesso sono friulano, sono nato a Portogallo, però mi sento friulano perché ho corso. Portogallo e Friuli. Sì, ecco, diciamo che adesso è Friuli, esatto, ci manca poco. Quindi, no, oltretutto io posso bloccare, ma con Gianni Bilz e Chiara Diattino, che voglio ricordare, è scomparso da poco. E quindi sono friulano al 100%, mi fa veramente piacere essere qui e mi auguro di vedere molti ragazzi friulani magari indossare la maglia azzurra nei prossimi anni, perché comunque è importante e sono sempre degli obiettivi per tutti quanti, no? Tutti i ragazzini che hanno questo sogno. Soprattutto avendo visto l'immagine di Jonathan Milan, credo che sia un esempio fondamentale. Quindi credo che vi ringrazio per l'invito. Grazie a lei, adesso sale il premio per Roberto Amadio, eccolo qua, lo consegniamo al nostro Presidente del Consiglio. Questa è la nostra aquila, il nostro bellissimo premio, originalissimo, tra l'altro green, totalmente realizzato con materiale biodegradabile di recupero. Mi piacerebbe, facciamo lavorare oggi, l'ho promesso. Allora, è il momento di chiamare invece per l'associazione Tutti in Pista San Giovanni, società organizzatrice dei campionati italiani giovanili su pista. Signore, abbiamo il presidente Walter Delle Case, grandissimo atleta, Walter Delle Case, nel 1984 a Trento, Michel Francesco Moser, grande atleta, ed ora sempre assieme al ciclismo, è sempre impegnato nel ciclismo. Ma io ringrazio tutti dell'ospitalità, ringrazio del premio, ma devo ringraziare soprattutto il gruppo che facciamo di San Giovanni, che mi ha dato una mano, non è merito mio, ma è merito di tutto il nostro gruppo cristiano. Vi ringrazio. Grazie a lei.
E se permette Flavia, e visto che si fa squadra e c'è l'associazione di San Giovanni, per il comune di San Giovanni del Natisone, con la collaborazione e sostegno all'attività ciclistica regionale, abbiamo l'assessore allo sport, la signora Pesana Pizzamiglio. Grazie mille. Oggi sono emozionatissima perché grazie a Walter Delle Case e a Stefano e a tutto il gruppo di Tutti in Pista siamo riusciti a fare per 2 anni le nazionali di ciclismo. Quest'anno stanno facendo un bellissimo lavoro anche con le scuole, perciò vedere il velodromo attivo è una grande felicità. E sentirmi dire anche dei ragazzi, non c'è solo il calcio, senza volermene, noi abbiamo 8 associazioni sportive, e vedere che i ragazzi possono provare tutti gli sport è una grande emozione. Grazie mille per questo, grazie. Grazie a chi promuove lo sport, il ciclismo e gli sport. Grazie. E noi continuiamo con un riconoscimento speciale per la collaborazione e la sinergia con il movimento ciclistico regionale, il signor Alberto Rigotto. Davvero grazie al Presidente, era inaspettato questo riconoscimento, vi ringrazio davvero. Quello che ho fatto l'ho fatto veramente con grande disponibilità e mi fa piacere dare un contributo, insomma, da parte un po' orgogliosa anche quella fiscale al movimento, e davvero ancora grazie al Presidente per questo riconoscimento. e adesso andiamo a premiare il presidente di una società che è organizzatrice del 57esimo, pensa quante edizioni sono, Giro della Regione Friuli Venezia Giulia categoria Under 23 Elite. Ho avuto il grande piacere di collaborare con loro per 3 edizioni, soprattutto quelle della rinascita, dove ho visto veramente un impegno e una passione infinita. Qui con noi Andrea Cecchini, eccolo qua, presidente della Libertas Ceresetto. Squadra dalla tradizione incredibile. Sì, grazie dell'invito, approfitto semplicemente per ringraziare, visto che è stato detto che questo è uno sport di squadra, la Libertas Ceresetto, quindi tutta la compagine che collabora e tutti i tantissimi volontari che permettono di mettere assieme una manifestazione che ha carattere internazionale per una società come la nostra, che quest'anno ha tesserato 50 ragazzini. Quindi grazie a tutti quelli che collaborano per questo evento. Andrea, non essere timido, vieni qua, prenditi il palco, so che vuoi rimanere sempre a lato, ma è il momento anche di una giusta... Andrea e tutta la Libertas Ceresetto. In generale parliamo sempre di tradizione, di società che veramente hanno avuto e hanno tuttora tanto da dire e da dare per il ciclismo friulano. Assolutamente, premiamo la società, anche qui ho avuto l'onore di essere il loro speaker, società organizzatrice del 19esimo Giro del Friuli Venezia Giulia a tappe categorie juniores, 2 anni fa, unica manifestazione a tappe in Italia per la società ciclistica Fontana Fredda. Voglio qui con noi Luigi Lorenzona e permettetemi di batterci. Abbiamo condiviso antiche emozioni. È bello essere qui, è bello ricevere un premio a nome della tua società, grande passione. Ringrazio il Comitato regionale che ha fatto il premio e innanzitutto tutti i collaboratori, i nostri collaboratori che riusciamo a mettere insieme ogni anno questo prestigioso. Grazie a tutti. Ecco il premio del nostro presidente, credetemi è bello sentire l'emozione nella voce Flavia. Abbiamo detto in tempi grigi come questi, dove abbiamo tanta fatica, tante cose pesanti, sentire le emozioni vuol dire che c'è adrenalina, voglia, il cuore che batte dentro di noi. E non manca mai anche per la prossima società che andiamo a presentare. Hanno un nome che è una garanzia, perché loro sono veramente caparbi, testardi, rocciosi, e sono riusciti a organizzare un MTV Caneva Trophy
2021 spettacolare con un parterre incredibile. Signori, ASD, la Roccia Team e il presidente Stefano Armelin, che non c'è. Quindi salutiamo la Roccia Team e proseguiamo con la società campione italiana Ciclocross 2021 ASD 66, il signor Michele Bevilacqua. Eccolo qua Michele. Benvenuto. Buongiorno, grazie a tutti. Sì, io vi dico grazie anche a nome di tutta la mia squadra, perché siamo una bella squadra, quindi non è solo merito mio, però volevo ringraziare anche le società giovanili che ci danno una mano, perché noi chiediamo sempre a loro cosa va e cosa non va, non si preoccupi per quello, cercare di migliorare le situazioni che ci sono nelle gare per garantire almeno una stagione degna. Grazie a tutti. Grazie. E ritiro il premio. Anche qui grande storia e tradizione, caro Gilberto. Ma guarda, a me piace quando faccio lo speaker dare un soprannome, no? È una cosa che mi è piaciuta alle squadre e mi è piaciuta che alcuni l'hanno adottato anche nei loro nickname. In questo caso parlavo di pirati, no? Perché la prima volta che li ho incrociati sul loro box, sul loro gazebo campeggiava il Jolly Roger, la bandiera nera col teschio bianco che era sinonimo dei pirati, e così li vedo gareggiare come i pirati, no? La filibusta. Hanno organizzato, ho avuto il piacere di collaborare con loro e visto che meraviglioso impegno, quanti veramente un orgoglio di Stefano e di tutto il comitato, la società organizzatrice del campionato italiano Crono a Squadre, il gruppo ciclistico Bania. Voglio qui con noi il presidente Fabrizio, dove sei? Eccolo qua. È stata un'avventura meravigliosa, vi ho visti alla fine, sai quando si dice stanchi ma proprio felici. Sì, buongiorno a tutti, verranno veramente provati, però ci abbiamo creduto all'inizio e è stata una bella giornata di sport. È riuscito tutto come ce l'avevamo immaginato e comunque il grazie va comunque condiviso, perché erano veramente in tanti quel giorno, c'erano circa 150 volontari. È andato tutto per il mio modo e mi siamo chiesti. Grazie. Grazie a te, il tuo premio meritatissimo per tutto il tuo team. Abbiamo detto, Gilberto, quanto siano importanti poi le sinergie e i sostegni di quelle che sono le amministrazioni comunali quando si tratta di ciclismo e di eventi ciclistici. E allora vogliamo qui con noi, sempre per il supporto preziosissimo che ha dato a questa manifestazione e a tante altre, il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton. Eccola qua Jessica. E permettimi, lei c'era quel giorno presentissima, dava le disposizioni anche alla gente, spiegava, e l'ho vista spiegare alle persone perché era importante che quel giorno ci fosse quella manifestazione a Fiume Veneto, perché arrivasse a tutti i cittadini l'orgoglio di ospitare manifestazioni simili. Grazie, perché è importante questo. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi, grazie al ciclismo, grazie al gruppo ciclistico Bania, davvero è stata un'emozione quel giorno e un'emozione oggi. Ho imparato anche come funziona l'antidoping, cosa chiedono, distanze, finestre, non finestre chiuse, aperte, chiave, quindi è stato molto istruttivo. Scherzi a parte, e quest'anno abbiamo ospitato, grazie al gruppo ciclistico Bania, sia una tappa del Giro del Friuli, ma anche appunto i campionati italiani crono squadre. E come ho detto quel giorno, l'asticella però si alza. Noi non ci fermiamo qui perché è giusto diffondere quelli che sono i valori e i principi del ciclismo, è giusto anche sostenere l'attività che svolge il gruppo ciclistico Bania e tutta la promozione del territorio che ne deriva. Io confido in questo percorso che va verso l'alto. Confido davvero nel sostegno e del CONI regionale e della regione, lo devo dire perché noi ci siamo, il comune c'è sempre, ma da soli si fa davvero poco. Grazie.
Grazie al sindaco. United we stand, uniti noi resistiamo. Assolutamente. La squadra. Ed è una squadra anche quella dei giudici di gara. Sì, giudici di gara importantissimi, quindi abbiamo il referente della commissione dei giudici di gara e lo chiamiamo Luca Terpin. Luca Terpin, con i giudici di gara anche Rosanna Devignac e Luigino Cozzarini. Tra l'altro vi chiedo un grande applauso perché tutti noi lavoriamo, lui prende adesso di corsa e va a lavorare al 118, per cui veramente grazie. In realtà dopo essere appena smontato peraltro, quindi Grazie alla commissione uscente, la nuova commissione della fiducia data dando di quella nuova commissione giudiziaria che ha appena iniziato a lavorare e niente, grazie del premio. grazie mille Luca, grazie di cuore a tutta la commissione giudici di gara che ringraziamo ed ora abbiamo Liberiamo il Presidente. e lo ringraziamo per Grazie. l'aiuto e il contributo. E adesso chiamiamo di nuovo a lavorare. Sì. Facciamo tipo a scuola. Adesso chiamiamo Alessandro Marosa qui con noi a premiare. Ma non solo. Esatto. Non solo, abbiamo parlato di sicurezza Il Presidente prima ha usato parole importanti. e a questo proposito siamo veramente lieti di ospitare, chiamare qui a premiare il signor Giorgio Ceresato, promoter della sicurezza sulla strada con il suo film Pit Bike. E con le 1000 iniziative avevo ospitato, vedete anche dei banner. Il Presidente prima ha usato parole importanti di rispetto sulla strada, di rispetto devono averlo i ciclisti, gli automobilisti, tutti, però è importante far arrivare questo concetto di sicurezza, e l'ho detto in altre occasioni, deve finire questa mattanza sulle strade, si parte a girare pure verso di loro. Allora, ho portato quest'anno, oltre che questi rollout, anche un dato Istat dal 2014 al 2020. Non è una cosa di cui si può dire l'ho fatto, è lì, perché tutti si rendono conto. Purtroppo in questi 2 anni non si è fatta tanta politica verso il pubblico, così chiamato. Io però confido nelle amministrazioni comunali, confido in Claudio Barbini, vediamo se mi sa, confido in Roberto Novelli, che magari non adesso che andiamo verso le feste, ma a gennaio, febbraio, di riunire, come è stato fatto nel 2019 a Gemona, 750 ragazzi delle scuole superiori. Perché sono vicini alla patente o anzi ce l'hanno già. E a questi ragazzi dire che nel codice della strada, non so quanti sono gli articoli, ma dire che c'è un articolo in più che lo Stato italiano ancora non ha passato, è stato fatto di nuovo un aggiornamento al codice della strada, ma l'articolo 149 che leggete laggiù è ancora lì sulla carta. Io non so cosa aspettiamo a protestare anche nelle sedi più opportune, che la distanza di sicurezza riguarda solo una parola: rispetto. Poi è chiaro, io parlo con gente che frequento durante il lavoro e voi ciclisti siete in mezzo alla strada. A quel punto non posso rispondere perché è anche vero. Quindi io sollecito i comuni che hanno interesse a presentare questo articolo che ancora a Roma dorme, perché si renda consapevoli tutti che la strada è una strada, ma non è libera, è legata al rispetto verso il punto più debole, che può essere il ciclista o anche il pedone. Non parlo di pedoni perché io sono un ciclista, ma voglio dire, mettiamoci vicino anche i pedoni, perché di venerdì a Gorizia, ecco, una signora 50 anni è andata da un'altra parte. Quindi ringrazio il Presidente, ringrazio tutti i Presidenti che sono presenti e tutti quelli che vorranno mandarci un segnale a noi
che facciamo questo di hobby, che siamo disponibili ad andare nelle scuole superiori. È un lavoro di un'ora, perché l'ultima dove sono stato, scusate se mi dilungo, ma voglio spiegare questa cosa. Ma noi tra un secondo dobbiamo toglierti il microfono, forza. Allora, quella giornata viene gestita da una persona che sa di sanità per aiutare i ragazzi in un'età un po' difficile. C'è una persona che parla di donazioni, donatori di sangue, perché i giovani non si avvicinano a questo. C'è un ragazzo come la Katia che ha avuto un incidente, che vuole spiegare, ragazza di 18 anni mi è successo questo, quindi fate attenzione. C'è un ispettore della polizia stradale che fa conoscere le situazioni che sono successe qua. Io sono l'ultimo, però ci partecipo. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a Giorgio Segresato. E allora partiamo. Una cosa molto importante, sempre per protocolli Covid, non possiamo consegnare in delega i premi, ma i premi andranno ritirati in sede a Udine, ok? Quindi cominciamo con le premiazioni della categoria Master e cominciamo con la tenda della SDDP 66, categoria N2, prima classificata al campionato regionale XCO, campionato italiano MTB XCE e campionato italiano CX. Marco Del Missier, che non dovrebbe essere presente, per cui la parola a Flavia. E andiamo con il secondo classificato del campionato italiano MTB Cross Country della SD Valchiaro, Michele Iellina. Michele dovrebbe esserci. Gli era dato per confermato. Ok, allora rendiamo il premio e continuiamo. Dalla Borra Multisport Est, categoria Master Woman 1, prima classificata in campionato regionale Crono, Guezo Imperatrice Orellana Susanna. Vediamo se anche lei c'è. No, non la vedo alzarsi, per cui proseguiamo. E proseguiamo con la prima classificata al campionato regionale Crono, categoria Master Woman 2, Barbara Duse della Couture. Ed eccola qua, ce l'abbiamo. Società ciclistica Couture, eccola qua. E riceve dal nostro Alessandro Da Rosa questo bellissimo premio, veramente splendida cornice con il diploma, avete modo di apprezzarla veramente a casa. E passiamo alla categoria Master Woman 3, prima classificata al campionato regionale Crono dalla società ciclistica Couture, Michela Facchin. Brava Michela. Categoria Elite Sport, primo classificato campionato regionale Crono, società Couture, Luca Steffen. Eccolo qua che ce l'abbiamo. Bravo Luca. Adesso tre premiazioni di atleti che non dovrebbero essere presenti, che ritireranno il premio a Udine per la categoria Master 1, primo classificato al campionato regionale Crono dalla Epiger Team Thomas Cecuta. Categoria M2 per la Shibike, primo classificato al campionato regionale Crono Claudio Trungadi. E categoria M3, primo classificato al campionato regionale Crono, società ciclistica Couture, Roberto Vidoni. E noi proseguiamo con la categoria M4, il primo classificato al campionato regionale Crono della SC Couture, Andrea Roncelli. Eccolo qua Andrea. E sempre dalla società ciclistica Couture, categoria però M5, sempre primo classificato al campionato regionale Crono, Maurizio De Ponte. Eccolo che sta arrivando. Sì.
E noi proseguiamo con due atleti premiati che purtroppo non sono presenti per la categoria Elite Master, il primo classificato al campionato regionale enduro per la Tecnobike K2, Davide De Sabata. E poi a continuare per la categoria M2, il primo classificato al campionato regionale enduro della Capridesi, Manuel Albanese. Proseguiamo con la categoria M3, primo classificato al campionato regionale enduro e terzo classificato al campionato italiano di categoria downhill dall'X Team Piero Piccia, Daniele Garbellotto. Dovrebbe essere con noi Daniele? Vediamo. No, e allora proseguiamo. Abbiamo una serie di atleti purtroppo assenti. Per la categoria M6, il primo classificato al campionato regionale enduro per la Kipos Team, Claudio Remoto. E ancora per la categoria Open maschile, primo classificato al campionato regionale enduro, Caprivesi Stefano Braidot. E poi Categoria Master Woman, prima classificata al campionato regionale enduro e seconda classificata ai campionati italiani enduro, e il COS del team Granzon. andiamo avanti per la categoria e-bike, primo classificato al campionato regionale enduro per la Danieli 1914 Cycling Team, Giancarlo Britannico. Abbiamo Giancarlo? Vediamo se c'è Giancarlo, mi era dato confermato ma non c'è, e andiamo per l'atleta della categoria Elite Master Sport, primo classificato al campionato regionale XCO e primo classificato al campionato regionale Marathon dalla Kikosis Wire Benjamin. Vediamo se c'è Benjamin, sì, l'avevo visto, infatti c'è. Eccolo qua, Wire Benjamin, Kikosis. E con i complimenti a Benjamin noi concediamo per il momento il vice sindaco dottor Marosa e andiamo a chiamare ad avvalerci del supporto di due persone importanti per il ciclismo. Chiamiamo Salvatore Arcangeli, delegato di Gorizia, e Fabrizio Cazzola, consigliere nazionale. Li vediamo qui con noi. Prego ragazzi. Una breve battuta di saluto al consigliere nazionale. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. È bello vederla stamattina e sono sicuro che quello che il Friuli sta esprimendo in questo momento è di altissimo livello, non soltanto per i risultati degli olimpionici o dei campioni che vincono il Giro d'Italia, ma soprattutto con il lavoro che stanno facendo le squadre di base. Un grande campionato italiano a cronometro a Friuli Veneto, il campionato italiano di ciclocross che ci sarà a breve, ma soprattutto i campionati italiani giovanili a San Giovanni del Tisone e la pista di Pordenone che sta facendo un gran lavoro. Quindi un grazie da parte mia, da parte di tutta la federazione alla base, perché sono da giovanili e a tutto quello che stanno facendo per il movimento. Salvatore Arcangeli, è sempre l'emozione vedere tutta questa tribù riunita. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio. Io rappresento la provincia di Gorizia, è una realtà di confine che comunque ha i suoi protagonisti che sicuramente avrete modo di apprezzare durante questa manifestazione. Grazie a tutti. Grazie a voi, vi chiedo di rimanere qui per passare i premi agli atleti che adesso noi chiameremo. Andiamo a chiamare i premiati, non è presente, ma lo citiamo al primo classificato al campionato regionale cross country, primo classificato al campionato italiano marathon, secondo classificato al campionato italiano cross country, signori per la categoria M1, Daniel Pozzecco della Eppinger. Categoria M3 invece della SD Cicloteam Gorgazzo, primo classificato al campionato regionale cross country, Alessandro Menegoz. E proseguiamo con la categoria M4, primo classificato al campionato regionale cross country, primo classificato al campionato regionale marathon per la Federclub Trieste Tecnoegri, Gianni Sklip. Andiamo, eccolo qua, Gianni. E ecco la targa, la bellissima targa organizzata e realizzata quest'anno per i nostri atleti.
Bravissimo, e proseguiamo categoria M5, primo classificato campionato regionale cross country dalla Delizia Bike Team Sergio Giuseppin. E per l'ASD Bike Team 53.3 per la categoria M5, il primo classificato al campionato regionale cross country e il primo classificato al campionato regionale marathon Claudio Candido. Vediamo se abbiamo Claudio, eccolo qua, categoria M6, eccolo che arriva. Venite pure in qua, invitiamo anche i nostri due rappresentanti ad avvicinarci. Categoria M7, assente oggi ma indubbiamente era presente come nelle gare, primo classificato campionato regionale cross country, primo classificato campionato regionale marathon, Mauro Bredot. E per la squadra corse Friuli Venezia Giulia, categoria M8, il primo classificato al campionato regionale cross country, primo classificato al campionato regionale marathon, secondo classificato al campionato italiano medio fondo, terzo classificato al campionato italiano gran fondo. Cosa si può volere di più di così? Luciano Limon! Luciano Limon! Ecco perché c'è il premio. E visto che un'amica, permettimi di chiamare la categoria Woman 3 dalla ASD Friuli for Nile, prima classificata campionato italiano medio fondo, seconda classificata campionato italiano gran fondo, seconda classificata gran fondo World Championship, prima classificata campionato europeo gran fondo, prima classificata circuito italiano Woman 3, qui con noi Antonella Di Cristi. Antonella, complimenti. Veramente complimenti a te, un palmarès di vittorie che colpisce. E per la categoria Master 7, primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021 della Caprinesi, Giuliano Brancati. Chiedo scusa, c'è stato un errore da parte mia, no, continuiamo con la categoria M8, il terzo classificato al campionato italiano Gran Fondo, Mauro Paolotto della squadra corse Friuli Venezia Giulia, che purtroppo non è presente ma che salutiamo, e continuiamo con invece Women 3. Women 3, squadra corse Friuli Venezia Giulia, terza classificata al campionato italiano Gran Fondo, Alessandra Collavini, eccola qua. Come sempre le donne presenti che fanno la differenza. Prego a te. E salutiamo ora due atleti che non sono presenti nella categoria M1, il primo classificato al campionato italiano cross country e il terzo classificato al campionato italiano marathon, caprinesi Andrea Bravin. Per la categoria M8 invece il secondo classificato al campionato italiano ciclocross per la Cycling Team Friuli Giuseppe Dalgrande. E procediamo con la categoria M1 dalla Eppinger Team, il primo classificato al campionato regionale marathon, Miran Bole. Vediamo se c'è Miran, era dato confermato ma non l'ho visto qui oggi, infatti non c'è. Proseguiamo con Diego Carnielutti, categoria M2, ASD Sport Way Cycling Team, primo classificato al campionato regionale marathon, non c'è neanche lui, ma giustamente lo citiamo e ritirerà il premio a Udine. E citiamo anche per la categoria M3, il primo classificato al campionato regionale marathon per l'ASD Macchiaro, Stefano Zanuttic. Passiamo alla categoria M5, dall'SD Gruppo Bastioni Bike, il primo classificato al campionato regionale marathon, Alessandro Gava. E ce l'abbiamo, eccolo qua il rappresentante del gruppo Bastioni Bike, del presidente Martina, che oggi sono impegnatissimi con la mezza maratona di Palmanova che si sta correndo sotto il sole e non era per nulla scontato.
E andiamo ora a premiare per la categoria Women 2 la prima classificata al campionato regionale marathon per il pedale manzanese Daniela Fedele. Eccola qua Daniela che arriva a prendersi il giusto premio. Brava Daniela, adesso due atleti oggi assenti, categoria Elite Sport, primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021 Thomas Felice della SD PP66 e poi andando nella categoria 2 Elite, seconda Elite Woman Sport, la prima classificata al campionato regionale Ciclocross 2021 dalla ASD Genuspike Team Buia Alessia Tebelis. E come piacere vado a chiamare per la categoria Elite il primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021 per la SDTP 66. Io quando l'ho conosciuto era alto così, adesso vedrete voi quanto è alto Alberto Cudicio. Vediamo se c'è Alberto. Eccolo che arriva. Prima del premio procediamo alla misurazione, confermo, è cresciuto tantissimo. In tutti i sensi, devo dire, grande Alberto. Bravissimo Alberto. Categoria Master 1 dalla Sportway Cycling Team, il primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021, Marcello Campagnolo. Eccolo qua Marcello. Complimenti a Marcello. E procediamo. Grande Marcello, procediamo con la categoria Master 2, primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021 per la Team Zero Bike Alessio Fattori, che non è presente, ma ti salutiamo e noi andiamo avanti con la categoria. C'è una sorpresa. E allora siamo orgogliosi, giustamente siamo andati e siamo felici di aver dato questo premio per Alessio. Categoria Master 3 dalla ASD Feder Club Trieste Tecnoedile, il primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021, Giampiero D'Apretto. Giampiero, ce l'abbiamo? Prego. Ecco qua, Giampiero D'Apretto. Questo è il bello della diretta, no? Perché abbiamo tutti i nomi degli assenti e dei confermati. E ovviamente il bello della sorpresa è anche questo. Ci fa piacere che chi era dato assente invece abbia voluto essere qui e partecipare a questa grande festa di sport. Quindi adesso andremo sempre con un tono dubitativo e chiederemo, supponiamo che... Supponiamo che per la categoria Master 4, anzi è una certezza quella che andiamo a premiare il primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021 per il Team Isozzo Amatori Riccardo Brumat. Che non c'è, siamo sicuri. Categoria Master 5, primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021 dall'Elizia Bike Team Casarsa, Sergio Giuseppin. E non c'è. E per Master 6, primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021, Chance Bike Team di Buia, Gilberto Cacciani. E proseguiamo, e qui c'è categoria Master 7, primo classificato al campionato regionale Ciclocross 2021. Giuliano Brancati, non c'è. Ah ok, quindi non c'è e proseguiamo. È arrivato il momento, intanto noi liberiamo i nostri due amici che hanno collaborato con questi premi perché abbiamo parlato di un gioco di squadra importante, abbiamo detto gli atleti, le società, le istituzioni, ma Flavia ci sono anche gli sponsor. Ci sono grandi collaborazioni, grandi sponsorizzazioni che fanno sì che tutte le attività, manifestazioni ciclistiche possano prendere atto e verificarsi. Noi ringraziamo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Lignano Sabedoro, Unipol, SAI, Tannus Airless Tire, Radio Peter Pan, To Fit Your Sport,
Avis, il signor Buffon, ristorante da Roberta e ringraziamenti a Fotoblog Andrea Finn e al team Zero Bike che sta prestando la sua opera quest'oggi qui al Villaggio dell'Italia. E proseguiamo con la squadra, perché della squadra sono membri assolutamente importanti i consiglieri regionali che chiamo qui sul palco, Tiziano Centis e Mauro Bordin. Disinfetto il ormai sono abituati ai protocolli. No. Velocemente congratulazioni naturalmente per tutti i risultati raggiunti, non solamente per le grandi vittorie che siamo stati capaci di celebrare quest'anno, ma poi per tutti gli sforzi che sono stati fatti nel corso di quest'annata, perché il ciclismo è uno sport di fatica, passione, sacrificio, amore, e la presenza oggi con il numero testimonia quanto ci sia in questo mondo uno spirito di famiglia, e questo naturalmente va riconosciuto e va dato merito al presidente Stefano Valdorini, a tutta la sua squadra, la federazione, le società, i tecnici, atleti, tutti coloro che fanno parte di questo stupendo mondo, che ho avuto il piacere di incrociare diverse volte quest'anno in varie manifestazioni. Devo dire che ogni qualvolta l'ho fatto è stata sempre una forte emozione. Quindi ti ringrazio per i risultati che avete prodotto, per gli sforzi che avete sostenuto e soprattutto per aver regalato alla nostra comunità tantissime emozioni. Grazie. Grazie, noi le chiediamo di rimanere qui con noi perché sarà proprio lei a premiare la categoria Juniores e quindi andiamo subito a chiamare, non sarà presente, il terzo classificato campionato italiano pista, specialità inseguimento individuale, componente squadra terza classificata campionato italiano pista, specialità Madison, componente squadra terza classificata campionato italiano pista, specialità inseguimento a squadre per la società ciclistica Fontana Fredda, Diego Barriviera. E invece colpo di scena ce l'abbiamo, grande Diego. Del resto, con un palmarès del genere e una stagione così, giustamente viene a ritirare il suo premio. Bravissimo Diego. E adesso andiamo dal gruppo sportivo Caneva, componente della squadra terza classificata campionato italiano pista specialità Madison, componente squadra campione regionale pista specialità Madison, Riccardo Grando. Vabbè, non possiamo dare i premi in deroga, come ti ho spiegato prima, per cui lo verrà lui a ritirare a Udine, ok? Quindi abbiamo avuto, come vedi, questo sempre il colpo di scena, invertito l'ordine dei presenti. E noi procediamo con il terzo classificato ai campionati mondiali pista specialità Stretch, componente squadra terza classificata al campionato italiano pista specialità velocità a squadre, terzo classificato al campionato italiano pista specialità Omnium. Portacolori del team Rinascita Friuli, Lorenzo Ursella. E ce l'abbiamo, eccolo qua. Grande stagione anche per Lorenzo, che abbiamo visto in diverse occasioni. La dizione esatta dovrebbe essere Porco Molino, Rinascita Friuli. Perfetto, allora l'abbiamo detta giusta, Lorenzo Rossella, e torniamo al gruppo sportivo Caneva, vediamo se c'è anche lui, componente della squadra terza classificata campionato italiano pista, specialità velocità squadre, componente squadra campione regionale pista, specialità Madison, Anthony Passet. Vediamo se c'è Anthony. Allora proseguiamo. Proseguiamo con l'Unione Ciclistica Pordenone, con il componente squadra terza classificata al campionato italiano pista, specialità velocità a squadre, componente squadra terza classificata al campionato italiano pista, specialità inseguimento a squadre, componente squadra prima classificata al campionato regionale pista, specialità inseguimento a squadre, Daniel Sterl. E non abbiamo neanche lui, quindi proseguiamo, sempre per l'Unione Ciclistica Pordenone, componente squadra classificata ai campionati mondiali di pista, specialità inseguimento a squadre, secondo classificato campionato italiano pista, specialità inseguimento individuale,
componente squadra, terza classificata campionato italiano pista, specialità in inseguimento squadre, primo classificato campionato regionale crono, componente squadra prima classificata campionato regionale pista, specialità in inseguimento squadre, primo classificato campionato regionale pista, specialità in inseguimento individuale, primo classificato campionato italiano ciclocross, Brian Olivo. Vediamo se c'è Brian. Dopo la fatica che ho fatto a leggere senza un errore, dimenticavo che ci fosse Brian. Vediamo Brian. Grande Brian, ero in collegamento diretto con suo fratello quando sono arrivati ai secondi ai campionati mondiali di pista, dove mi mandava il WhatsApp proprio in tempo reale, abbiamo tuffato veramente fino all'ultima pedalata. Ed ora il primo classificato del campionato regionale enduro per la SD Tecnobike K2, Massimo De Sabata. E non c'è, proseguiamo per la TP66 con la prima classificata campionato regionale enduro e la terza classificata campionato italiano ciclocross, Lisa Canciani. Non c'è neanche Lisa, e allora proseguiamo con il primo classificato del campionato regionale cross country per la SD Cycling Team Friuli, Kevin Flacco. Se c'è Kelly, non c'è. Si prosegue con Fontana Fredda, società ciclistica Fontana Fredda, la componente della squadra terza classificata del campionato italiano pista, specialità di seguimento squadra, e primo classificato campionato regionale pista, specialità corsa a punti, Jacopo Cia. Eccolo qua Jacopo, grande stagione anche per lui. Componente squadra terza classificata al campionato italiano pista, specialità inseguimento a squadre. Componente squadra prima classificata al campionato regionale pista, specialità inseguimento a squadre. Primo classificato al campionato regionale pista, specialità chilometro da fermo, Unione Ciclistica Pordenone, Matteo Menegaldo. Eccolo qui che sale, bravo Matteo! Anche per lui una grande stagione. Sempre dell'Unione Ciclistica Pordenone, componente squadra prima classificata campionato regionale pista, specialità in seguimento a squadre, Tommaso Tabotta. Che non vedo, quindi ritirerà il suo premio a Udine. Noi proseguiamo con il primo classificato campionato regionale strada per Rinascita Friuli, Marco Di Bernardo. Eccolo qua. E permettimi un piccolo pugnetto anche con Marco. C'è anche Nadia. Eccola là, ciao Nadia. Nadia. Ormai sono ubriaco di nomi, ma noi abbiamo ancora una lista molto importante da premiare. Dopo Marco Di Bernardo andiamo per la SD Trieste Gravity Team, la seconda classificata campionato italiano downhill, non dovrebbe essere presente ma la citiamo, Giulia Sandrin, che infatti non c'è. Allora noi salutiamo il nostro aiutante in questo caso e chiamiamo altri due aiutanti. Cominciamo a guardare come si faceva a scuola, così temo questo momento. È assolutamente il momento del vicepresidenti del comitato Friuli Venezia Giulia, Alessandro Brancati e Davide Specogna. E avanti in prima fila, io ho visto il campante, questo ti devo interrogare. Buongiorno a tutti quanti, vi vedo numerosi, ci sono anche tante assenze, ma gli assenti come sempre hanno torto. Grazie a tutti quanti, a tutte le autorità, il Presidente è venuto da Roma fino qua a salutare, grazie a tutti. Andiamo avanti più velocemente. Buona giornata a tutti quanti, ben arrivati. Comunque, anche se ci sono delle defezioni, vedo la sala bella piena, questo è quello che si nutrolisce come comitato regionale per tutto il lavoro che abbiamo fatto dietro le quinte. Grazie a tutti e buona prosecuzione. Grazie a voi, potete rimanere qui ovviamente per premiare perché passiamo agli allievi e dalla ASD 48R BMX per il primo classificato campionato regionale BMX vogliamo Matteo Montagnier.
Eccolo qui Matteo. Il primo classificato campionato regionale enduro per la Trieste Gravity Team, Alessandro Frisenna. Ed eccolo qua che arriva anche Alessandro. Complimenti Alessandro. E adesso un curriculum che mette veramente alla prova uno speaker. Quindi prendiamo fiato e partiamo. Componente squadra prima classificata campionato italiano pista specialità Madison. Componente squadra terza classificata campionato italiano pista specialità velocità squadre. Primo classificato campionato regionale pista specialità Omnium. Primo classificato campionato regionale pista specialità Keirin. Componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità velocità squadre. Componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità Madison. Primo classificato campionato regionale pista specialità inseguimento individuale. Componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità inseguimento a squadre. Primo classificato campionato regionale strada dal gruppo sportivo Caneva. Mi devi una birra per questo. Davide Stella. Ma siccome è piccolo e giovane, cancella quello che Grandioso Davide, veramente un'annata incredibile. veramente Davide, Complimenti. curriculum spettacolare. Si dice Spettacolare. che se buongiorno si vede dal mattino, Ne fa la distanza. direi. A te Flavio. Componente squadra terza classificata al campionato italiano pista specialità velocità squadre per il pedale manzanese Sebastiano Sari. Bravo Sebastiano. E sempre dal gruppo sportivo Caneva, componente squadra prima classificata campionato italiano pista specialità Madison, componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità velocità squadre, componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità Madison, componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità inseguimento a squadre, Davide Zanutta. Bravissimo, bravissimo anche Davide. Ora il terzo classificato al campionato italiano pista specialità Omnium Libertà Ceresetto Lorenzo Unfer. Eccolo qua che arriva anche Lorenzo. Complimenti Lorenzo, che va a ricevere il suo premio dal vicepresidente Specogna. Congratulazioni. E dal Portolino rinascita Friuli, terzo classificato al campionato italiano pista specialità Kevin, componente squadra, terza classificata al campionato italiano pista specialità velocità squadre, Matteo De Monte. Il primo classificato al campionato regionale crono portacolori della ciclistica sacilese Euro 90, Andrea Tessega. Eccolo qui che arriva anche Andrea. Ecco che arriva anche arriva il premio anche di Andrea. Sì. Andiamo con la premiazione. Rimani pure qui un attimo, Andrea, vai. Prima classificato
classificata al campionato regionale crono, prima classificata al campionato regionale pista, specialità inseguimento individuale, componente squadra prima classificata al campionato regionale pista, specialità inseguimento a squadre, ACD Valvasone, Gaia Bertogna. Eccola qui, bravissima Gaia. E allora dal pedale San Vitese, prima classificata campionato regionale in pista, specialità velocità, prima classificata campionato regionale pista, specialità Kelly, prima classificata campionato regionale pista, specialità Omeo, dal pedale San Vitese, Laura Padovan. Ed è ancora il momento dell'Associazione Ciclistica Dilettanti Valvasone con componente della squadra prima classificata al campionato regionale pista, specialità inseguimento a squadre, Ermina Lover Medelot. Mi permetti, prendiamo fiato un attimo dalla nostra premiazione che sono doppolato, perché ci tenevo che un amico che è qui presente facesse un saluto, è stato citato prima dal Presidente. Daniele Pontoni, vieni qui a salutarci prima di andare via, vieni qua. Deve andare via, ma il nostro nuovo tecnico, grandi soddisfazioni azzurre. Hai preso questa tua nuova avventura alla grande, bello vedere questa sala, bello vedere questa vitalità, questa energia che tu stai trovando nei tuoi ragazzi, perché ho letto i tuoi commenti. Gli argentini la chiamano garra, quella voglia di mettersi sui pedali, spingere e andare oltre il limite. Io ringrazio il Presidente, saluto l'autorità, il Presidente Roberto Amadio, il manager, tutti i genitori, i ragazzi e gli appassionati presenti qui in sala. La gara ha fatto venire anche loro a me, perché comunque io mi sento ancora uomo di campo, quindi adesso rivesto questo ruolo in modo orgoglioso. Sono felice innanzitutto che il Presidente mi abbia fatto sentire da subito uno di casa, ve l'ho subito detto, e noi siamo una squadra nel ciclocross, con il mio staff soprattutto e con i ragazzi che ci sono conosciuti da poco, e quindi sappiamo che abbiamo ancora molta strada da fare, ma ho dei ragazzi con tanta voglia di fare, di imparare e di mettersi in discussione. Questa è la cosa più importante, oltre che raccogliere qualche risultato. Se ce lo fanno non ci offendiamo, anzi, però questa è la cosa più importante, che arrivino alla fine con la maglia sudata e anche con la bava alla bocca, questo per noi è importante. Solo un'ultima battuta, Daniele. Infatti tu hai sempre detto, anche in tempi non sospetti, che al di là della classifica, per te era importante vedere qualcuno che avesse dato sempre un 1% in più di quello che aveva. Questo è il nostro spirito, è lo spirito della nazionale e lo spirito del ciclocross, che è sempre stato di tutte le attività fuori strada. Poi è anche lo spirito nostro, di noi friulani, quindi io di questo ne vado sempre orgoglioso, vesto la maglia azzurra, ma porto sempre in giro la bandiera del Friuli in tutte le gare e in tutti i posti del mondo. Grazie mille. Grazie a tutti quanti voi e noi continuiamo con le premiazioni dal gruppo sportivo Caneva
componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità velocità squadre, componente squadra prima classificata campionato regionale pista specialità inseguimento squadre, sempre del gruppo sportivo Caneva, Gioele Faggianato. Eccolo qua Gioele. Bravo Gioele, complimenti. Recuperiamo una premiazione perché qui non classificato la campionato regionale però Andrea Tessera, lo vogliamo qui con noi, dov'è? Eccolo qua che arriva, questa volta c'è il premio. Eccolo qua, giustamente premiato, è stato pazientissimo aver aspettato qui, grazie Andrea, ma come vedrai la qualità del premio merita la tua attesa. La prima classificata al campionato italiano BMX e Cruiser AS48R BMX, Alessia Marano. Vediamo se c'è. Non c'è Alessia, proseguiamo. Gruppo sportivo Caneva, componente squadra prima classificata al campionato regionale pista, specialità inserimento a squadre, Matteo Lebrum. Vediamo se c'è. Era dato per presente. Non lo vediamo, allora proseguiamo con la prima classificata al campionato regionale strada, Valentina Del Fior della Consiglio Bike Friuli. Eccola che arriva. La prima classificata del campionato regionale strada. Allora proseguiamo dalla Libertas Ceresetto, la prima classificata al campionato regionale ciclocross, Bianca Perusin, vediamo se c'è Bianca, non l'ho vista infatti. Sempre dalla Libertas Ceresetto, la prima classificata al campionato regionale XC, Stefano Biezzi, vediamo se non c'è neanche Stefano, e dal team Granzone, il primo classificato al campionato regionale Marie Paul Roselli della Rovere. Non c'è, e sempre per la prima classificata del campionato regionale XC dall'acido lattico Tommaso Capueri. Non ho visto neanche Tommaso prima, infatti non c'è. Li andremo a premiare, andando a ritirare il loro premio, mentre noi concediamo i nostri vicepresidenti, ringraziando. Grazie. E io andrei adesso a incominciare con la seconda tranche dei riconoscimenti speciali. Facciamo come prima, facciamo come a scuola. Guardiamo così capiscono chi stiamo per chiamare. Chiamiamo il super presidente Cordiano Dagnoni. E chiamiamo anche Mario Scilea che mi ha fatto grande prof, grande professionista e ci ha portato qua il presidente a tutti gli effetti. Buongiorno a tutti, come detto Cordiano, è stato un po' più che abbiamo visto, abbiamo accompagnato e abbiamo fatto una lunga chiacchierata di quello che dobbiamo fare nei prossimi anni, anche con il supporto di Amadio. Ringrazio tutti, mi fa molto piacere a venire in Friuli, dato che per molti anni avevamo sede con Roberta a Sesto Allegra e è una regione che è dentro nel mio cuore. Sì, con Mario c'era un'amicizia fraterna fin da quando eravamo ragazzini, perché ci siamo sempre allenati insieme, poi la sua carriera, diciamo, a livello ciclistico è stata molto più lunga e con successi molto più gravi dei miei, però sono quelle amicizie che restano nel tempo e adesso abbiamo avuto l'occasione di lavorare anche insieme. Mi si è formato questo bel gruppo dove credo che la complicità e l'amicizia possono anche fare la differenza quando si lavora insieme, per cui siamo molto confidenti di poter avere questi altri 3 anni che potranno dare altri grandi risultati come questo 2021 è stato. Noi ci confidiamo, vi chiediamo di rimanere qui per premiare i premi speciali. Sì, venite pure di qua.
i premi speciali che stiamo per nominare e partiremo, tanto ridisinfettiamo tutto. E allora, spero che sia qui perché non l'avevo visto, ma ovviamente nella confusione potrebbe essere arrivato ed essere sfuggito a me. Una menzione speciale, un premio speciale perché c'è al Giro d'Italia, c'è a tutte le corse professionistiche più importanti per tutti, Mister Radio Corsa Virgilio Rossi. Eccolo qua, non l'avevo visto, eccolo qua, Mister Radio Corsa. Da 27 anni la voce ufficiale, il servizio che garantisce minuto per minuto le informazioni sulla grande Kermesse Rosa. Lei è un tassello fondamentale delle gare, perché ormai anche noi speaker ci abbeveriamo di tutto quello che ci portate. Intanto mi fa onore essere presente qui, voglio ringraziare innanzitutto Stefano Bandolini, presidente del comitato regionale, che è un amico, insomma, quindi con lui molto spesso ci incrociamo e condividiamo alcuni pensieri. Mister e del lei mi sembra un po' esagerato in questa occasione, anche perché per me il ciclismo è la mia casa, quindi sono in mezzo a tante persone che fanno parte del mio mondo, quindi sono veramente onorato. Quello che svolgo io è un ruolo abbastanza delicato, anche se io sono colui che lavora dietro le quinte e molto spesso non mi si vede e non mi si conosce, però diciamo che il ruolo che svolgo è un ruolo abbastanza determinante perché fa da collante a quelle che sono tutte le componenti all'interno di un avvenimento ciclistico. Quindi il tema sicurezza passa il più delle volte attraverso quelle che sono le mie comunicazioni. Quindi io lavoro a livello professionistico vicino ai 30 anni della carriera, quindi tengo anche abbastanza vecchiotto, e spero che il mio lavoro sia un po' da esempio, faccia un po' da precursore a quelle che sono le realtà locali, regionali, insomma, di coloro che si cimentano nel mio mestiere. È un servizio, quello della Radio Corsa, cosiddetta Radio Corsa, il servizio di radioinformazione, che fa parte di quelli che sono i servizi che mette a disposizione la Federazione Ciclistica Italiana, e quindi a supporto principalmente nelle gare professionistiche dove io opero, ma da alcuni anni abbiamo iniziato anche a svolgere il nostro lavoro in ambito dilettantistico e femminile. Insomma, stiamo cercando di evolverci in questo ultimo periodo, le tecnologie sono sempre più avanzate e quindi siamo di supporto basilare di quello che è il nostro movimento. Grazie mille, perdonatemi, a me piace. Mister Radio Corsa, è troppo bello. Prego il premio per lei. Prego, potete, la ringrazio. E andiamo avanti. Flavio, l'abbiamo sfruttato facendolo lavorare, l'abbiamo presentato facendolo parlare. E adesso è anche arrivato il giusto momento per premiarlo. Chiamiamo Alessandro Marosa, assessore allo sport del comune di Vignano Sabbiadoro, amico del ciclismo, per il sostegno a tutto il movimento del ciclismo regionale. Vi faccio vedere, adesso vi faccio vedere. Esatto. Premio a Stefano. E allora facciamo lavorare Stefano. Facciamo lavorare Stefano. Si stia giustamente indietro. E allora facciamo lavorare Ernesto Balletti in questo caso. Componenti importanti quando si parla di ciclismo, di gare, giusto Gilberto? Assolutamente sì, componente fondamentale per la sicurezza, per tutto. La motostaffetta sacilese Pit Stop ASD Ciclistica Pugliese per l'attività di scorte e motostaffette. Vediamo se ci sono qui rappresentanti. Eccolo qua. E a questo proposito ricordiamo anche l'ASD Ciclistica Pugliese.
premio. Allora, c'è chi agisce sotto i riflettori, c'è chi agisce dietro le quinte. Il ciclismo è uno sport che va raccontato, va narrato, e grazie a quello si prosegue con la passione di questo sport. C'è una persona che è veramente amica dello sport, amica del ciclismo, da sempre parla e scrive di questo, e permettimi, è con grande piacere che voglio qui per un premio Francesco Tonizzo, collaboratore e sostenitore del ciclismo friulano, sostenitore della promozione dello stesso attraverso i media. Francesco, piacere, è un amico. Una società storica del ciclismo regionale, organizzatrice di diverse manifestazioni a corollario del campionato strada. Andiamo a premiare ASD Ciclistica Bottecchia. Non ci sono rappresentanti, ecco, Instagram. Grazie. Friulano, collaboratore tecnico nazionale pista, è un piacere premiare Fabio Masotti. Sei presente Fabio? Non l'ho visto sinceramente. Ok, per un premio per lui. E allora procediamo con la società organizzatrice del meeting regionale Giovanissimi, Unione Ciclistica Caprivesi. Permettetemi una battuta velocissima, lo so, ma perché ti conosco adesso adoro metterli in imbarazzo. E quel giorno c'ero, abbiamo visto una cosa che penso faccia inorgoglire Stefano, ma anche il presidente. Tanti giovani, tante famiglie, una festa, prima è stata usata per la famiglia, c'era un clima meraviglioso, tantissimi ragazzi, la nostra gioventù che pedala, lo sport, un valore sociale irrinunciabile, ma vedere le famiglie legate a questi ragazzi e legate tra di loro, perché c'era un clima veramente stupendo. Bravi a organizzare, ma solo che emozione ti è rimasta di quel giorno? L'emozione più grande di quel giorno l'ho detta quando stavamo premiando. Ci sono due ragazzi che sono amici, si frequentano le gare, si vedono, eccetera. Un nostro atleta sale premiato perché ha vinto, il suo eterno amico di un'altra squadra ha esultato come se fosse lui a vincere. Dopo li abbiamo fatti salire insieme sul primo gradino, è stata la cosa più bella di 2 giorni intensissimi e veramente bellissimi. Scusa, mi vengono... Mi viene marrone perché sono emozionatissimo quando parlo di queste cose. E in più, quello che abbiamo fatto è stata la prima volta che in società nostra organizziamo un meeting regionale. Un saluto particolare all'altra persona
che oggi è a casa perché purtroppo è in quarantena, a Gabriele Trampus, l'altro direttore sportivo di Caprivesi, l'altra mente bacata che ha avuto la voglia e il coraggio di organizzare questa manifestazione con i Caprivesi. Ciao Gabriele, questo è anche tuo. Grazie. Grazie. E parlando di famiglie, una famiglia, una società che festeggia il 50° anniversario di attività Pedale Rochese. Perdonatemi, stiamo nei tempi, una battuta velocissima ma numerica. Spesso del Friuli si dice si pedala nella storia, in questo caso 50 anni, un traguardo meraviglioso. Grazie del riconoscimento. Dopo la festa del 50° anniversario, dopo la Peppa lavoro, mi fa piacere che una non membra della società, che da 50 anni a questo modo, in realtà da quasi 100 anni, che organizza gare ciclistiche nel territorio, con anche il mondo, primavera, abbiamo Fabio Matteo, che è un professionista, per cui è motivo di orgoglio essere presente con tempo della società e spero che si possa Grazie. Grazie. Allora, vediamo se c'è qualcuno, qualche rappresentante, perché ci terrei, io lo chiamo la Green Armada, ASD, James Bike, Team Buia, società organizzatrice dei campionati assoluti ciclocross paralimpici. Vediamo, eccola qua, c'è la Jessica. Quando dicevo che sono orgoglioso di vedere il tag di quando ho cominciato a chiamarmi Green Armada. Eravamo al meeting al pedale montanese e da lì abbiamo iniziato ad avere questo grazie del track, grazie a tutti, è un orgoglio sempre portare avanti E perdonatemi gli spinti per vedere le persone che dedicano la loro vita e la loro passione e emozionarsi così per questi premi, fanno capire veramente cosa c'è dietro. Ed ora la società organizzatrice delle 5 sere internazionali di Pordenone e manifestazioni a corollario della stessa, ASD Amici della Pista Pordenone. Vediamo se c'è qualcuno di Pordenone. Sta arrivando. Arriva Massimo Mengo, eccolo qui. Massimo. Massimo, eventi importanti che fanno del ciclismo veramente tappa dopo tappa, manifestazione dopo l'altra, una realtà veramente importante per il Friuli. Sì, buongiorno a tutti, saluti dal Presidente che purtroppo lavorava. Sì, quest'anno è stata una bellissima edizione, è stata molto impegnativa perché 5 sere non sono poche, sinceramente, anche con il gruppo di Cristian siamo riusciti a portare avanti delle novità per il prossimo anno. Il prossimo anno saranno 6 sere, stiamo lavorando per anche con gli atleti di alto carico e proprio per Pordenone che stiamo pensando di nuovo queste cose della giustizia regionale. Grazie a tutti. Grazie mille, noi liberiamo i nostri due presidenti e chiamiamo a lavorare invece Stefano Visitini e Alan Olivo, consiglieri regionali del Comitato Friuli Venezia Giulia. Vediamo un po' Stefano e Alan. Dov'è Alan? Eccolo qua, che arriva anche Alan. Passiamo. E ora passiamo ai premi che riguardano il settore paralimpico e hand bike ed iniziamo con la categoria PRPA, campione regionale hand bike per la basket e non solo, Giuseppe Iob. C'è Giuseppe, non c'è Giuseppe, allora proseguiamo. Arriva, c'è, eccolo qua, scegliamo ovviamente.
Bravo Giuseppe. Ed è la volta di chiamare dall'SD Basket e non solo, campione regionale NBA categoria MH3, Cristiano Picco, eccolo qui. Bravo Cristiano. Complimenti a Cristiano che alza il pollice nei confronti di Katia Eri. E noi continuiamo con la categoria MT1, campione regionale and bike, terzo classificato ai campionati italiani assoluti strada crono, terzo classificato campionato italiano paraciclismo, ASD basket e non solo, Denis Tusoni. Eccolo per il Eccoci, complimenti. Bravo Denis. Vediamo una che tenerlo. Bravo Denis. E per la categoria Women B, dalle Fiamme Crazy, terza classificata al campionato italiano assoluti strada, crono, accompagnata da Francesca Pattaro, seconda classificata al campionato italiano paraciclismo, accompagnata da Chiara Selva, seconda classificata al campionato italiano assoluti CX, accompagnata da Giovanna Troldi, Beatrice Calla. Fiamme Crazy, Beatrice Calla. Non l'ho visto, ma spero che ci sia. Speriamo ci sia per la categoria MC4, il primo classificato ai campionati italiani assoluti strada crono, primo classificato campionato italiano paraciclismo, primo classificato campionati italiani assoluti CX ASD Pit Bike Michele Pittacolo. Vediamo se c'è Michele, non l'ho visto prima, no, mi pare che non l'ho visto. Categoria MB, secondo classificato ai campionati italiani assoluti CX con la guida Praturlon Paolo, dall'SD Barbiziol Cycling Team Samuele Liani. Ed eccolo qui che arriva. Bravissimo Samuele Liani, e abbiamo anche la sua guida, Paolo Praturlon. Categoria MB, terzo classificato ai campionati italiani assoluti CX con la guida Michele Treossi per la ASD Cycling Running Team Orlando Rosalend. Bravissimo Orlando e bravissima anche la guida Michele Creossi. Dalla Saggita Bike, categoria MC3, al terzo classificato dei campionati italiani assoluti CX, Angelo Mango. Vediamo se c'è Angelo, eccolo qua. Eccolo qui, bravissimo. Bravo Angelo. Grazie a te. Anche per noi siamo a girare le pagine di questa lunga giornata. È arrivato il premio del momento giornata tour. Sì, un premio speciale, un premio particolare, perché non sempre l'impegno, la dedizione, la passione corrispondono a dei podi, a dei piazzamenti, però con questo premio vogliamo proprio andare a tributare giusto onore alla caparbietà,
alla tenacia, alla passione che si vede sul volto di chi ce la mette tutta e ci crede fino in fondo, caro Gilberto. La regola la diciamo quando siamo speaker, no? Poche parole molto semplici: non si molla mai. Questa è la cosa che noi chiediamo ai nostri atleti, questa è la cosa per la quale ci spendiamo al di là della classifica. E quindi questo premio nasce proprio dalla volontà, nel ricordo della persona a cui è dedicata, per questo spirito che si tramandi attraverso questo premio, e che anche le persone premiate, anche se non sono magari in vetta alla classifica, identificano un valore per noi veramente importante. E allora permettimi di chiamare, innanzitutto chiediamo chi premierà, cioè Francesco Seriani. Francesco, eccolo qui con noi. Segretario del Consiglio regionale della federazione e della società. Quindi Vieni per qui con noi. Abbiamo identificato bene i valori di questa persona e della nostra società? Sì, i valori di questo premio sono questi, sono un ricordo di Giordano Couture, che ha sempre lavorato per il ciclismo regionale, non ha lavorato per grandi campioni, ha lavorato per il ciclismo dei giovani, il ciclismo di chi si impegna, e questo premio che il comitato regionale dà il suo nome vuole ricordare la sua figura e quello che ha fatto anche per lo sport regionale. Vi ringraziamo. Ma infatti ricordiamo Giordano Couture che negli anni 40 non è riuscito a vestire la maglia rosa per un solo secondo, ma veramente non ha mai mollato. Nel 1956 fonda questa società ciclistica che tra l'altro regge guida fino al 2006, l'anno in cui purtroppo è mancato, quindi una tenacia e un amore per lo sport e per il ciclismo fino alla fine. Sì, porto anche i saluti della famiglia Couture, che purtroppo oggi non è potuta essere presente per motivi personali, e rappresento un po' anche loro, una famiglia a cui sono molto legato e che volevano fare il saluto a tutto il mondo ciclistico regionale. Assolutamente. E allora chiamiamo i destinatari di questo premio. Cominciamo dalla donna esordiente, Veronica De Monte. E sempre per gli esordienti, Edoardo Bulfoni. Eccolo, Edo che arriva. Con il colore della livrea della Libertas Cenesetto, inconfondibili. Categoria allieva donna, Matilde Delle Case. E ci scusiamo se sulla brochure viene ricordato, è stato ricordato un nome sbagliato, ma lo andiamo a premiare e a correggere immediatamente per gli allievi. Tommaso Nadalini. Bravi ragazzi, bravissimi, grazie. Questi sono i premi di memoria di Giordano Couture. E ci sono perché anche la carriera che adesso vogliamo dare, perché meritoriamente ci sono persone che si spendono da tantissimo tempo per questo. Chiedo alla nostra rappresentante, signora Isetti, di raggiungerci qui con noi per premiare lei, queste persone. Posso chiamare chiama la prima persona. Direttore sportivo della società ciclistica Fontana Fretta nella sezione juniores, il signor Mario Biasi. Eccolo qua Mario.
Grazie Mario. E adesso una persona che è direttore della struttura tecnica nazionale per la sicurezza della strada e anche la persona che ha splendidamente presentato prima di noi le edizioni di questa manifestazione, quindi è un grande piacere chiamare qui, visto che è una persona che ho il piacere di conoscere, Roberto Bertolo, eccolo qui. Roberto, posso rubarti una battuta sulla sicurezza? Si è parlato, tu sei impegnato in questo, si è parlato di sicurezza, è un tema presentissimo, so che vi state spendendo e io ho visto anche nelle gare, in ogni singola gara, quando tu poni l'accento a questo perché siano delle gare in sicurezza. È un grande impegno e anche veramente qualcosa che dopo, alla fine, quando tutto si avviene perfettamente, ti fa dire missione compiuta. Sì, buonasera a tutti. Sono emozionato perché per la prima volta mi trovo davanti a ricevere un riconoscimento che va al di là di quello che sono io, ma quello che è il lavoro che viene fatto da me, da tutti chi rappresenta i direttori di corsa e la sicurezza. Innanzitutto permettimi di ringraziare il Presidente del Consiglio federale che ha creduto in me per tanto tempo, con Daniele Setti, e il Consiglio federale presente con il Presidente Cordiano Dagnoni e tutto il Consiglio federale che ha rinnovato la stima nel mio lavoro, e di questo ne vado profondamente orgoglioso. Per un direttore di corso una gara è andata bene quando nessuno si è fatto male, se si è caduti, se c'è qualcosa, siamo pronti ad intervenire. Si sta lavorando tanto dietro le quinte, ho visto il progetto della B-Bike, un progetto che ci abbiamo lavorato tanto con la precedente commissione. Non è facile perché gli ostacoli sono tanti. Quello che prima di tutto era portare a casa i ragazzi, fare sì che se la domenica non ci arrivano possono tornare a casa in sicurezza. Mi inorgoglisce per tutto il mio settore questo riconoscimento e ti ringrazio e grazie a voi per l'attenzione. Grazie. Assolutamente meritato, perché ho visto con che passione ogni gara si spende in tutto questo, veramente grazie Roberto. Ecco. Andiamo sempre con i premi alla carriera, un dirigente di società, colui che viene premiato purtroppo ci sta seguendo da casa. Presidente della Cycling Team Friuli, grande corridore negli anni 70, professionista dagli anni 80, direttore sportivo tra i più quotati dagli anni 90. Cycling Team è una sua creatura, è veramente una società che ha dato i natali a grandissimi campioni, quindi applaudiamo e salutiamo Roberto Bressan. Grazie. E allora adesso chiamiamo qui, visto che gioco di squadra, abbiamo detto, se ci sono Mauro Tramontano della Beta Assicurazioni e Celestino Buffon, presidente Avis, eccolo qui, se c'è anche, eccolo qui. Andiamo a premiare la categoria esordienti, una parola sul suo commento all'emozione di vedere sfidare tutti questi ragazzi e tutta questa emozione che si percepisce. Emozione grande, presento un Polsari Assicurazioni, presente in tutto il territorio nazionale con più di 2.400 agenzie, 4.000 agenti, più di 30.000 addetti. Sono emozionato perché è veramente una serafina traspare passione di tutti qua presenti e lo slogan della Polsari è essere sempre un passo avanti. Io credo che a Stefano, come il presidente, auguro di essere una quota avanti, passione, grinta e determinazione. Grazie. Grazie, si fermi qui con noi, sarà premiare i nostri esordienti. Iniziamo con il primo classificato campionato regionale enduro della Trieste Gravity Team, Emil De Cristini. Eccolo che arriva. Si prepara Martina Montagnier della Libertas Ceresetto, terza classificata campionato italiano pista, specialità Omnium, vediamo se è presente, non è presente, quindi proseguiamo. E proseguiamo con la prima classificata campionato regionale pista, specialità Omnium, prima classificata campionato regionale pista, specialità velocità individuale,
prima classificata campionato regionale strada per la Coscio Bike Friuli Chantal Pecolo. Eccola che arriva Chantal. Brava Chantal, complimenti, riceve il premio. Ed è la volta dei pirati di Pania, gruppo di Pania, primo classificato campionato regionale pista specialità velocità, primo classificato campionato regionale pista specialità Omnium, Christian Pidin. Eccolo qui, uno dei giovani pirati che oggi ritirano il premio. Primo classificato campionato italiano ATV, primo classificato campionato regionale XC, primo classificato campionato italiano CX, portacolore della Chance Bike Team di Buia, Ettore Fabbro. Non dovrebbe esserci Ettore, infatti non l'avevo visto, dalla Sacilese Euronomar. Primo classificato campionato regionale strada, Matteo Gagno, vediamo se c'è Matteo, ce l'abbiamo, eccolo là che si alza. Ed è ora il momento del primo classificato campionato regionale strada, Simone Granzotto, pedale Manzanese. Non lo vedo, vediamo se c'è, non ho visto neanche lei, se c'è la James Bike in Buia, terza classificata campionato italiano mountain bike, Sabrina Rizzi. No, ok, proseguiamo. Libertas Ceresetto, prima classificata campionato regionale strada, prima classificata campionato regionale cross, ciclocross, Camilla Murro. E non ho visto neanche lei, infatti mi fanno segno che non c'è. Proseguiamo col Barnizzol Cycling Team, prima classificata campionato regionale XC, Magdalena Mitan Giulia, non ho visto neanche lei e infatti mi conferma non esserci. Per la Caprivesi, primo classificato campionato regionale XC, Samuele Mania. Eccolo qua, con i colori dei Caprivesi. Dalla James Bike in Buia, prima classificata campionato regionale XC, non ho visto, ma vediamo se mi smentisce. Ilaria Tambosco, no, non l'ho visto, infatti si alzano le dita per indicare di no. E sempre James Bike Team di Puglia, primo classificato campionato regionale CX, Jacopo Sabatino. E non c'è neanche lui. E allora proseguiamo con la SD48R BMX, il primo classificato al campionato regionale BMX, Ivan Chiapo. Eccolo qua, ce la siamo. Bravo Ivan. E ora Gilberto, continuiamo, mentre congeliamo. Il nostro ospite e chiamiamo a lavorare Fabrizio Bonin di TwoFit. Vediamo se c'è Fabrizio. Fabrizio Bonin della TwoFit, non lo vedo, non c'è. Non c'è Fabrizio Bonin della TwoFit e allora faremo una premiazione chiamando a sorpresa una nuova persona che, visto che vi stavo parlando come per dire non farlo, Brancati, vieni a studiare. Morire la voglia. Allora, categoria under 23 e sai quando uno ti guarda? Non farlo. È più forte di me. Categoria under 23 elite, infatti c'era Alberto Brancati, l'Unione Ciclistica Caprivesi, primo classificato campionato regionale XCO, primo classificato del campionato regionale Marco. Infatti, Proseguiamo con la prima classificata campionato regionale XCO per la GS 2004, Antonia Berto. Eccola qua Antonia, bravissima! E adesso una serie di atleti che non dovrebbero esserci, ma se mi smentiscono alzando la mano, chiedo a te Flavia di guardare, io proseguo chiamandoli. Il primo classificato campionato regionale XCO per la fanbike, Marco Ponta.
La terza classificata del campionato italiano CX per la TP66 Sara Casasola, il terzo classificato del campionato italiano CX per la TP66 Davide Toneatti, il primo classificato del campionato regionale Marathon Federico Taucelli per la SD 360 MTB, vediamo se no, e dalla Cycling Team Friuli il primo ranking pista Matteo Donegano. È andata benissimo, cioè, guarda. E allora adesso chiamiamo a lavorare altri due amici. Per il comitato provinciale di Udine, Domenico De Filippo, comitato provinciale di Pordenone, Massimo Mengo. Li chiamiamo qui con noi, vediamo se ci sono e quelli che arrivano. Andiamo a premiare il master delle piste svolta su più prove tra il velodromo di Pordenone e San Giovanni al Natisolo. Ok? Ovviamente viene dato loro un diploma, poi riceveranno anche un altro premio, dovranno fermarsi per compilare l'apposito modulo. Iniziamo con le donne esordienti della Cosciuma in Friuli, Chantal Pegolo, Martina Montaner, Libertas Ceresetto, Francesca Cenna con scio pedale sul Sile, Piera Barattin pedale Sanvitese e sempre pedale Sanvitese lei è Eleonora Deotto. Martini assente, ci dicono, ok, perfetto. E manca Martina Montagnier. Ok. C'era. Ok. Andiamo con la foto di rito per le nostre amiche donne esordienti e i nostri complimenti e caro Gipo noi continuiamo con gli esordienti. Con gli esordienti, 10ª posizione dalla sacilese Euro 90 Nicola Cocco. 9ª posizione dal pedale lucchese Alberto Coccolin. Eccoli che stanno arrivando, cominciano ad arrivare. 8ª posizione dal San Vendemiano Kevin Ravaioli. 7ª posizione dal San Vendemiano per Nicola Padovan. Adesso vedremo la foto di Nico. 6º posto dalla sacilese Euro 90 per Andrea Moretti, 5º posto dalla sacilese Euro 90 Lorenzo Dalle Crode, 4º posto dalla sacilese Euro 90 per Jacopo Pitta, 3º posto dalla Libertas Ceresetto per Marco Masotti, 2ª posizione dal Pania per Cristian Pighin e 1ª posizione dalla Industria Forniture Moro per Tommaso Marchi. Proseguite a distribuire intanto Allora facciamo prima una foto e poi andiamo a distribuire i diplomi, quindi la foto tutti quanti insieme prima e poi riceverete i vostri diplomi. Benissimo, grazie. Continuiamo con le donne allieve dalla quinta sezione Valentina del Fiore con Scio Bike Friuli. E poi quarto posto per l'associazione Valvazzone Matilde della Case. Pedale Sanvitese, terza posizione Irene Danieluzzi. Al secondo posto Gaia Bertogna, ACD Valvazzone. Prima posizione Laura Padovan, pedale Sanvitese.
Passiamo agli allievi maschi e cominciamo dalla 10ª posizione dalla ciclistica sacilese Lorenzo Turchet, al 9º posto dalla Libertas Ceresetto Andrea Montagnier, all'8ª posizione dalla ciclistica sacilese Matteo Fantuz, alla 7ª posizione dalla ciclistica sacilese Andrea Pessega, alla 6ª posizione dalla Gottardo Giochi Caneva Matteo Lebrun, eccoli che stanno arrivando, in 5ª posizione dalla ciclistica sacilese Thomas Purri, in 4ª posizione dalla Gottardo Giochi Caneva Gioele Faggianato, in 3ª posizione dalla Gottardo Giochi Caneva David Zanutta, in 2ª posizione, prego ragazzi, avvicinatevi, 2ª posizione dalla Libertas Ceresetto Lorenzo Unfer e primo dalla Gottardo Giochi Caneva David Stella. Eccoli i ragazzi che vanno a prendere. Io ricordo a tutti i ragazzi della Master delle Piste di, prima di andare via, fermarsi e compilare il modulo come ho chiesto dietro la postazione dove stanno distribuendo i premi per l'IVA, quindi fermarsi a compilare il modulo per cortesia prima di andare via, di andare a casa, vi fermate e andate a compilare il modulo. Proseguiamo juniores, partendo dalla 10ª posizione per Unione Ciclistica Pordenone Matteo Vettor. 9º posto, sempre UCI Pordenone Brian Olivo. 8ª posizione UCI Pordenone Tommaso Tabotta. Continuiamo con la 7ª posizione Jacopo Cia della SD Fontana Fredda. 6º posto gruppo sportivo ciclistico Latina per Simone Alfonso Pinna. 5º posto UCI Pordenone Matteo Menegaldo. La 4ª posizione per Mattia Del Giol dell'Associazione Dilettantistica Pedale Scaligero. 3º posto per Francesco Carlo Favretto, Dilettantistica Pedale Scaligero. 2ª posizione per la Protein Vega prefabbricati con Marco Cao e la 1ª posizione per la DLP Cycling Academy Marco Pedorelle. Grazie ragazzi, andiamo con l'ultima premiazione del Master delle Piste. Assolutamente, passiamo alla società e alla 5ª posizione alla Industria delle Forniture Moro. Ecco che arriva il rappresentante delle Industrie Forniture Moro. 4ª posizione Pedale San Vitese. 3ª posizione per la Gottardo Giochi Caneva. 2ª posizione ASD Saciese Euro 90. E in prima posizione la Libertas Ceresetto. I nostri complimenti e il nostro ringraziamento a queste 5 società. Un augurio di un buon lavoro per l'anno a venire. E noi proseguiamo con innanzitutto nel congedare i nostri cari amici premianti. Andiamo a chiamare altre 2 persone di cui ci avvarremo del loro aiuto per andare a premiare
Le prossime categorie sono il maresciallo di Tante, coordinatore provinciale dell'Associazione Carabinieri di Udine, il signor Giovanni Doretto, e il delegato della provincia di Trieste, Lorenzo Cortese. Una battuta al volo anche lei, spesso abbiamo detto è una squadra, spesso ci sono proprio le forze dell'ordine che ancora una volta vigilano su questi ragazzi per tutte le gare che fanno. Sì, è vero, nel contorno di tutto questo mondo meraviglioso, per cui ringrazio Stefano Malloni per avermi invitato, c'è anche l'opera di qualche persona che non partecipa, è a margine, ma mi dà la sicurezza che tutto si svolga nella massima serenità e tranquillità, perché l'entusiasmo degli sportivi delle volte travalica anche l'aspetto migliore dello sport. Non è l'ultimo, abbiamo avuto episodi abbastanza gravi proprio del ciclismo, dove qualcuno si è fatto male. Allora qui entra in campo la professionalità dei ragazzi che io coordino. L'Istituzione Carabinieri in congedo è onorata di poter partecipare quale aiuto tecnico a queste manifestazioni. Per cui ringrazio nuovamente questo mondo spettacolare che mi dà l'opportunità di poter partecipare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti e ringrazio Stefano di avermi coinvolto in questa premiazione. È un anno importante per tutti quanti, siamo riusciti a venire fuori più che bene e mi auguro che lo sport prosegua con queste basi e si possa ritornare a farlo in maniera più veloce. Grazie. Grazie a voi. Grazie. E allora è arrivato il momento di premiare le nostre commissioni. Iniziamo con la commissione giovanile, dove abbiamo il referente Michele Bevilacqua, che è coadiuvato poi da Tiziana Ita, Riccardo Brumac, Luciano Gaccis, Stella Monte, Paolo Tereossi, Lorenzo Felice, Luigi Lorenzon, Paolo Marcheselli, Glauco Modestini, Chiara Tagliotto, Corrado Toso, Michele Turchetti e Roby Ursella. Grazie. Solo 5 secondi, perché devo preparare un po' la cazzo prima. Ero come un pirla, ero distratto e quando mi hai premiato come DP66 pensavo fosse quella commissione. Infatti avevo già ringraziato tutti i componenti e li ringrazio ancora. Volevo chiedere scusa a tutti coloro che sono qui, anche voi nella platea, di tantissimi miei atleti dell'ADP che oggi non ci sono o che erano premiati per altre società e che adesso tornano per me, perché siamo in gara. Quindi il settore fuori strada con queste premiazioni qua è sempre un po' più problematico, purtroppo. Siamo impegnati in più corse, a mattinata e Vittorio Veneto, quindi chiedo scusa a nome mio come DP66 per le mancanze, ma anche di altre società perché devono ancora per loro. Tutto qua. La tua fortuna è che ti vogliamo bene, sai, ti vogliamo tanto bene. Gentilmente chi è presente della commissione li abbiamo chiamati uno per uno, se vogliono salire velocemente per 4, va bene, certo, in rappresentanza, ma è giusto che ci siano. Eccoli qua, ci sta, scherziamo, è la festa di noi tutti, per cui ogni tassello in un puzzle va al suo posto e otteniamo la figura completa. E ognuno di voi è un tassello di questo puzzle, per cui se non mettiamo tutte le caselle non riusciamo ad avere questo quadro completo. Eccoli qua, e dopo di loro c'è la commissione giudici di gara, Luca Terpini, che abbiamo visto prima, che è andato, Rosanna Telegnac e Luigino Cozzarini. Se c'è qualcuno di loro presenti, non li ho visti, ma se ci sono nei tanti, se vogliono avvicinarsi. No, non mi pare, per cui... Allora andiamo con la commissione dei direttori di corsa, Francesco Seriani
il portavoce, ma invitiamo volentieri su questo palco Lucio Caldo, Mauro Defend, Simone Maccis, Adriano Nadal, Maurizio Pittarella e Gianni Tonello. Eccoli che arrivano. Allora ragazzi, eccoli qua, se volete fare una battuta veloce. Sì, grazie. Noi siamo impegnati, come ha già detto Roberto, a formare le figure tecniche e a garantire la sicurezza nelle gare su strada e ringraziamo il comitato di società per il lavoro che stanno facendo, per l'aiuto che ci danno e ci vediamo il prossimo anno sul campo di gara. Grazie mille a voi, ne premiamo. Passiamo alla struttura, eccoli qua in attesa della foto, aspettate un attimo appena, ok, possiamo fare la foto. Ed eccoci qua, passiamo alla struttura tecnica, i tecnici regionali, Alex Mutazzoni, tecnico pista con la commissione pista, Valentina Alessio, Silvano Perusini, Luca Plaino e Giorgio Gasparotto, Paolo De Reossi con la commissione fuoristrada con Matteo Chipero, Luciano Clancis, Natalino Del Pupo, Riccardo Nadalin, Renato Radovini, Roby Cursella, Nada Cristofoli, Luca Doratti, Cristian Murro, Giacomo Parma, Giancarlo Patriarca e Maurizio Tabotta. Eccoli qua, ricevono le loro portachiavi. Prego ragazzi, ciao Nada, che chiamate anche Nadia. Eccoli qua ragazzi, ricevete il portachiavi che ha preparato per voi il comitato a ricordo di questa giornata. La foto per la nostra struttura tecnica che ringraziamo. Grazie ragazzi, grazie. E proseguiamo con la commissione ciclo amatori, Davide Spegogna, Lino Granzon, Bruno Chiarvesio. Eccoli che ci stanno raggiungendo. E anche Cervesato, mi dicono, se prego sali. Giorgio. Qua ricevono anche loro il nostro portachiavi in ricordo di questa bella giornata. Grazie a voi. Il nuovo coordinatore del centro studi, Francesco Della Mattia, eccolo qui, che c'è anche lui. Ciao Francesco. Ecco, il portachiavi anche per il nostro Francesco. Grazie mille. Continuiamo con i collaboratori esterni. Abbiamo chiamati Andrea Bertogna, Luca Cecchini, Italo Menghini, Alessandro Stella, Gianluca Zanutta, Marco Floreani, Paolo Pontoni, Davide Zanini, Nunzio Cucinotta, Michele Dreossi. Eccoli qui che arrivano. Anche per loro l'applauso, il portachiavi e la foto a ricordo di questa splendida giornata. Benvenuti su questo palco ragazzi. Grazie mille ragazzi e potete anche congediamo, per usare un termine dell'arma, anche i nostri amici che hanno collaborato. Adesso vediamo se c'è ancora, non vedo. Sì, no. Ah, c'è.
Chiamiamo il Presidente, ancora oggi lo sfruttiamo e abbiamo l'occasione che è qua e quindi lo sfruttiamo. Presidente Agnoni, per premiare il meeting regionale giovanissimi, la classifica finale. Terzo posto, Bandizione Cycling Team. Vediamo se c'è, certo che c'è. Ho il piacere di vedere un'amica. Cazzola, prego, ci mancherebbe. E andiamo con la seconda posizione, gruppo ciclistico Bania. E in prima posizione, Unione Ciclisti Caprivesi, eccoli qua i colori di Caprivesi. Escludatemi solo una cosa, è più difficile correre o fare il tifo a bordo pista? Bravi ragazzi, bravissimi. Grazie, vi liberiamo, come avete visto. Adesso teniamo sul palco per l'ultima fatica Roberto Amadio e anche Daniele Versolato, in rappresentanza del CONI di Udine. Vediamo se c'è Roberto. Eccolo qua che arriva Roberto Amadio. Ragazzi, intanto direi che dai, sta scivolando bene la giornata, siamo arrivati al momento più intenso, se vogliamo. Abbiamo appena saputo che partiamo secondo la scaletta, non c'è per ovviamente obblighi professionali che sono capibili. L'ho chiamato, tanto fatto chiamare il pubblico Ormila, professionista della Bahrain Tour Cycling Team, medaglia d'oro Olimpiadi 2020 in pista specialità in seguimento squadre. Jonathan Milan non riceve il premio qui perché non c'è, ma il nostro premio c'è. Ciao, mi ha fatto pregare. Un anno speciale e questa gente non vedeva l'ora di dirti il suo grazie perché veramente ci hai fatto battere forte il cuore. Beh, intanto grazie per l'invito, è un onore essere qua. Sì, è un anno speciale per tutti, per il movimento ciclistico, ma il movimento italiano in generale, quindi è stata un'annata veramente fantastica, ricca di emozioni. Niente, sono contento, quindi grazie mille. Grazie Giovanni. Allora, il prossimo anno sono impegnato un po' di più sulla strada, con la Bahrain Victorious. Però vorrò sempre, avrò sempre degli impegni su pista, campionati europei, campionati del mondo, non ci sono ancora delle date precise, ma voglio ritornarci, quindi sarà un anno ancora un po' da stabilire, perché sono ancora un po' tanti impegni da stabilire, ma non vedo l'ora di iniziare. È una cosa certa, e la devi sapere, che noi saremo tutti pronti ad applaudirti e incoraggiarti, saremo con te sulla pista, sulla strada, ovunque. Grazie.
Ed ora professionista in forza al gruppo Fiamme Azzurre, componente della squadra mista prima classificata ai campionati europei di strada, specialità Mixed Team Relay, Elena Cecchini. Non c'è Elena, ma ovviamente il nostro abbraccio va fortissimo a lei. Adesso c'è uno che qui ci ha fatto il rosso di Buia, che io vorrei chiamare il leone di Buia, perché ci ha fatto esultare con una maglia rosa, ci ha fatto trepidare quando è caduto, ci ha fatto riesultare perché c'ha una grinta leonina, questo è quello che mi viene in mente. Professionista della Israel Cycling Academy, componente squadra mista prima classificata agli europei su strada, specialità Mixed Team Relay, maglia rosa al Giro d'Italia. Il rosso, il leone di Buia, Alessandro De Marchi. Buongiorno. Buongiorno. Grazie dell'invito. Sono orgoglioso e felice di essere qui. Ne ho fatte tante, fortunatamente, di premiazioni regionali, forse questa insomma qualcosina in più, qualcosina di speciale, perché dietro questi alti e bassi di questo 2021 c'è sicuramente molto del Friuli, perché sono cresciuto qui, il mio percorso giovanile è stato interamente friulano, e se sono qui e se ho questa grinta è sicuramente merito anche il merito del Friuli. È un Friuli che non molla mai e tu sei proprio il rappresentante di questa caparbietà, di questa testardaggine. Sai una cosa che voglio dirti? Perché nel nostro piccolo, no, quando abbiamo qualcosa sui social, così, abbiamo una pagina nella quale c'è dei commenti, a volte non ci accorgiamo che i nostri comportamenti sono delle ispirazioni. Arrivare a una cosa desiderata e poi cadere, e una volta che si cade, non compiangersi e rimanere lì, ma rialzarsi con una grinta ancora maggiore e di ispirazione a tanti che sono nella buca e che vedono qualcuno che stimano, che ci riprova e ce la fa. E questo io te lo dico perché tu, sempre sinceramente, hai trasmesso questo a tutta la nostra gente. Grazie. Non è stato semplice, siamo passati davvero dalle stelle all'inferno in un attimo, però c'è stato un momento in cui avevo una rabbia profonda e poi è stata messa da parte, ci siamo rimbocati le maniche, semplicemente, che era davvero l'unica cosa da fare, e si è trasformata questa stagione, perché qualcuno mi ha detto che fosse una delle migliori. Io forse non l'avevo realizzato, ma insomma essere qui qualcosina inizio a dargli ragione, è veramente così. E vorrei sfruttare questa occasione per consegnare due cose. La prima è scontata, però ci tenevo molto. Ho detto che questo traguardo è stato realizzato anche grazie al mio passato, quindi per me questa maglia rosa è anche friulana, e per questo voglio chiamare qui Stefano per perché purtroppo nel percorso di Alessandro io ho avuto la fortuna e il privilegio di seguirlo come direttore sportivo della categoria juniore. Grazie Alessandro. E l'ultima è legata al risultato che ha seguito questa ripartenza, che è stato forse l'ago della bilancia per riuscire a continuare e a chiudere una stagione
con questo diciamo, bilancio positivo. Se io sono ripartito e ho conquistato questo oro ai campionati europei, lo devo anche agli amici della pista di San Giovanni, in particolare a Walter delle Case, Luca Cecchini, Luca Plaino. Loro mi hanno accolto, mi hanno aperto le porte del velodromo, mi hanno dato la possibilità di riprendere una specialità, un'attività che mi ha dato quel qualcosa in più per chiudere questa stagione in bellezza. Quindi vorrei chiamare o Walter o Luca, insomma li ho visti prima, per questa maglia. Loro quest'estate mi hanno supportato, mi hanno guidato dentro moto lungo il lago, Luca mi ha cambiato i rapporti, Luca Plaino mi ha fatto ore e ore di termoto, e questo è un minimo pensiero che ci tenevo a fare. E io direi che la chiosa non può che essere una frase di Alessandro, che un uomo senza la sua terra è un uomo senza cuore. Alessandro, grazie per tutto quello che stai portando alla tua terra, alla nostra terra. Ed ecco il premio, e alla fine noi gli davamo il premio, eccolo qua, grazie, siamo pronti per le foto. E proseguiamo con il quinto classificato, la Tirreno Adriatico, professionista della Radecco Cycling GmbH, Matteo Fabbro. Complimenti a Matteo. Matteo, l'altro giorno ho visto una bellissima foto di una reunion nuova che c'è stata, ma qui si coltivano veramente tanti talenti che poi vediamo pedalare in giro per il mondo. Mi piace questo legame che non si spezza mai però con la nostra terra. Abbiamo avuto diverse occasioni di vederti, siete sempre legati, sempre disponibili, anche perché come dicevo prima ad Alessandro siete un'ispirazione e un qualcosa che intendono tanti ragazzi che sono qui. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, siamo legati alla nostra terra e rispondiamo sempre presente alle richieste e agli inviti come questo, a cui io partecipo ormai da quasi 20 anni in pratica, perché da quando sono giovanissimo che vengo alle premiazioni regionali e a cui tengo molto e niente, no, siamo rimasti legati alla nostra terra e alle nostre tradizioni. Come dice Alessandro, appunto, un uomo senza terra, un uomo senza cuore, e, insomma, penso abbia ragione, non lo dice a caso. Ecco. Quest'anno per te è stata una stagione che ti ha visto avere il riconoscimento di tutti come un attaccante. Cioè, sempre hai lottato, la prossima stagione hai messo nel mirino di scalare ancora e continuare l'attacco, perché prima o poi ti finisci e non ti verranno più bene. Ma speriamo. Sì, la prossima stagione sarà una stagione importante, in quanto anche in squadra c'è stata una grande rivoluzione, hanno cambiato 12 elementi, di conseguenza la squadra sarà più improntata verso le corse a tappe e niente, cercherò di togliere sicuramente qualche bella soddisfazione. E noi saremo pronti a tifare ed esultare per te. Grazie Matteo. E per la categoria Under 23 dalla Zalp Euromobile Desiree Fior, vediamo se è qui con noi Mario Moro. Proseguiamo con il primo classificato, campionato italiano cross country, categoria elite, l'abbiamo vista anche alle Olimpiadi di Tokyo per la MMR Factory Racing Team, Nadir Pugliani.
Davano a dire una domanda, se tu sei uno di quei fortunati che è riuscito a vivere un'esperienza in cerchi olimpici, qual è la sensazione che ti rimane e qual è anche la molla che ti spinge, spero, verso Parigi? Beh sì, intanto buongiorno a tutti, non è veramente orgoglioso non poter essere qui, quindi sono molto legato alle mie regioni. Le Olimpiadi di Tokyo è stata tutta veramente molto veloce, è successo tutto veramente in poco tempo e là purtroppo non ho avuto un'ottima prestazione, ma questo mi dà una grinta incredibile che è già iniziata per essere super pronto per Parigi e portare chissà magari l'Italia veramente in alto nel mio sport. E quindi la grinta ce l'ho e la voglia di fare anche e speriamo vada tutto bene. Grazie. E sappiamo che è anche una piccola nuova sostenitrice, da dire una bimba piccina, è diventato papà da poco. E allora un grande applauso anche per il mio papà. Secondo classificato campionato italiano di Scio, categoria Elite, alla MMTB Cycling SSB, Luca Braidot, vediamo se c'è Luca. Non c'è. E allora continuiamo con il terzo classificato, campionato italiano Elite CDO, categoria Elite, centro sportivo Carabinieri Daniele Braidot, che non c'è. E allora invece per la categoria MH3, primo classificato che partita assoluti strada crono, Federico Mestroni, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica THT 2002. Eccolo qua, Federico Mestroni! Federico, i nostri complimenti, un grande risultato e grande sempre la tua tenacia. Grazie a tutti per questo riconoscimento. Ci piace vedere se si emozionano, vuol dire che c'è gente vera. Grazie. Tanti fatti. Rimaniamo qua, non andiamo distante. Questa è una delle situazioni dove prima mi guardava Brancati dicendo e qua mi ha detto questa è roba mia, questa è roba mia. Posso dire almeno una cosa, e lo dico sempre come aneddoto che fate, almeno così raccontiamo anche come si vivono le gare fuori, no, dalle situazioni. Quando a Tokyo qualcuno stava dando ogni energia all'inseguimento di una medaglia, io ero in collegamento live con qualcuno che tifava da casa e che stava rischiando un infarto, tant'è vero che a un certo punto c'è stata addirittura gente che è andata a casa per assicurarsi che fosse tutto a posto e per esultare assieme. Di chi stiamo parlando? Una grande emozione, perché questa donna riesce sempre a farmi piangere, ma nel senso più bello della parola. Prima classificata campionato italiano assoluti strada crono, seconda classificata campionato italiano paracettismo, ma medaglia di bronzo, Paralimpiadi Tokyo 2020, Claudia Aere! Prima ci siamo viste e visti anche i risultati che hai ottenuto ieri e che ti chiediamo di raccontarci, ti ho chiesto, ma non ti stanchi mai di vincere? E tu mi hai detto, no, ma io ci provo sempre. E tu ci insegni proprio quella filosofia che hai sempre avuto in te, che forse si è rafforzata dopo il tuo incontro con Alex Zanatti, che crederci fino al giorno dopo. Se sei stanca, tieni duro ancora un secondo, tieni duro e vai avanti. Devo dire che per noi tu sei un grande esempio e grazie veramente di cuore per quello che ci dà ogni giorno, perché grande atleta ma grande donna. Buongiorno a tutti, per me è un onore e un privilegio insomma, essere qua con voi, insomma, non avrei potuto non essere qua.
E in realtà non è che mi piace vincere, ma mi piace questa fase della mia vita dove praticamente metto tutto quello che ho perché mi fa star bene, mi fa divertire, mi fa gioire e mi fa sentire viva. E quindi niente, oggi sono qua perché ho scelto di non disputare la seconda giornata di gara del campionato italiano di nuoto per essere qui con voi. E sono felicissima insomma, di aver fatto questa scelta. Ecco. Per non sbagliarsi, non è che è andata a partecipare, ma ha vinto il titolo italiano nei 50 dorso con tempo di 50.01, seconda categoria Open, per cui è venuta via dalla piscina con delle medaglie pesanti, giusto per questa messa. 3 titoli italiani, è perfetto, mi sono perso il messaggio di Giuseppe che mi aggiorna. L'ultima battuta prima di chiudere, c'è un'altra cosa di cui penso non siate mai sazi, né tu né tutte le persone che sono salite sul palco, dell'affetto tangibile che c'è stato. Alessandro ha parlato e si è ricordato molto bene di quando sei scesa dal passo della Mauria fino a Lignano, dove già si respirava nella gente l'affetto, l'amore per già lì una prova e una sfida che andava oltre. Questo affetto e questo amore che abbiamo visto crescere giorno dopo giorno, credendo in te, ti fanno il vero. Questa è un'altra delle cose di cui penso non sarei mai sazi. Al mio contorno, che è molto importante, ho scelto di chiederò patatina il contorno. in un momento molto difficile insomma, che stavamo attraversando ieri è l'apertura da un lockdown che c'era pesato molto. Ho scelto di accettare questa sfida dei 185 km da Passo Mauria a Lignano, perché secondo me avevamo bisogno di un grande gesto dimostrativo, che era arrivato il momento insomma, di ripartire con le nostre passioni e soprattutto con la vita insomma, che avevamo lasciato in stand-by da oltre un anno. E effettivamente l'affetto che io ho incontrato lungo quei 185 km l'ho sentito tutto. Ed è lo stesso affetto che io ho ritrovato nelle strade in quel circuito del Fuji dove ho disputato insomma la gara della vita. E quel giorno, quella mattina lì, in quelle condizioni climatiche di gara così difficili, io ho sentito chiaramente che non ero sola a spingere sui pedali, ma c'era l'affetto non solo dell'Italia intera, ma del Friuli, insomma, che è la mia terra, sono la mia origine. Che soprattutto è il mio presente e sarà il mio futuro, insomma. Grazie mille, Katia! Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra lunga giornata e sì, siete liberi di andare. Noi vi chiediamo una cosa nel rispetto della manifestazione che c'è dopo, che sta per entrare. Ovviamente per i protocolli Covid noi non abbiamo potuto fare il rinfresco. Vi ringraziamo, grazie di essere stati qui, speriamo che abbiate colto, visto e vissuto le emozioni di tutte le persone che sono salite a vario titolo su questo palco, che avevano un filo conduttore, la passione per lo sport che tutti voi amate, il ciclismo. L'appuntamento è per il 2022 in provincia di Gorizia, grazie alla Federazione Ciclistica Italiana, grazie agli atleti,
alle squadre, a tutte le commissioni, grazie a tutti voi che vivete di pane e ciclismo 365 giorni l'anno. Grazie a tutti, buona vita e buona domenica a tutti quanti voi! Ciao a tutti!